lo sto interrompendo col mio graditissimo ospite sul mondo del volontariato, delle associazioni, per capire dove andare a parare, come fare, per cercare anche di avvicinare tanti ragazzi, tanti giovani che non li abbiamo. Io lo dico tutte le mattine, queste trasmissioni servono anche a scoprire questo mondo del volontariato fatto da quelle associazioni che sono in prima linea ma non riescono ad avere la visibilità e il supporto che ne hanno altre. Hai ragione, perché purtroppo il campanile non cresce rispetto a quello che dovrebbe crescere, nonostante degli sforzi incredibili che stanno facendo queste associazioni. Allora vi presento questa mattina il dottor Loriano Brugnera, presidente Associazione Nazionale Amici del Cuore, non una cosa da poco, come capite. Allora, buongiorno Presidente. Mirella. Mi racconti un po' quando è nata questa associazione, allora, la parola la dice lunga, sì, chi siete, perché, ecco, e cosa fate? Prego Presidente. Allora, intanto Brugnera. ringrazio tutti quanti la rete perché mi avete invitato, mi date questa opportunità. Allora, come mi ha presentato, io mi chiamo il dottor Brugnera Loriano e sono il presidente dell'Associazione Amici dei Cuori di Motta e Livenza. Noi siamo nati nel 1998, quindi la bellezza di 27 anni fa. 27 anni fa siamo nati dall'ospedale di Motta e Livenza, che una volta era ospedale, che adesso è il centro riabilitativo di Alta. Un centro Uno dei più importanti che abbiamo. È un hub molto importante, non solo importante, ma molto gentili. Cioè fanno le cure multidisciplinari come si dovrebbero fare dappertutto. Noi siamo dentro là, loro ci danno una mano. Che mano ci danno loro? Cosa facciamo noi dal 1988? Io sono presidente dal 2012, giustamente lei mi ha chiesto come mai sono volontario, una predisposizione penso che mi hanno chiesto di entrare, non ho patologie cardiache tranne la pressione alta. Però, ma qua pastiglietta che abbiamo trovato. Sì, dai. qua pastiglietta, qualche volta. Qua pastiglietta che abbiamo trovato. Quindi sto bene cardiologicamente, sto bene, faccio parte di questa associazione. Cosa facciamo noi specialmente? Allora, come ho detto prima, noi lavoriamo all'interno dell'ospedale di Motta, e però siamo una freccia che va fuori. Siamo quelli che andiamo sulle piazze, siamo quelli operativi. Cosa facciamo? Facciamo i famosi check-up, che sono la prevenzione. Facciamo la prevenzione, perché prevenire, è un verbo che ormai si dice sempre, è meglio che curare. Cosa facciamo? Andiamo nelle piazze, per esempio il giorno... Qui camper allora? No, qui camper. No, stiamo sulle bene. Piazze e facciamo... Qui gazebo allora? No, perché facciamo gli elettrocardiogrammi. Fare gli elettrocardiogrammi sui gazebo... E dove li fate allora? Andiamo sulle strutture tipo palestre, adesso andiamo sulle scuole. Oro? Perché oro sulle colato. scuole? Perché noi... C'è un problema di privacy, se uno mi filma una signora che mi fa un elettrocardiogramma, il giorno dopo sono dentro. Ma siccome lei aveva detto nelle piazze, allora nelle piazze... Sì, però nelle piazze intendo cioè al comune, cioè all'esterno più che nelle piazze. Allora noi questi check-up li facciamo adesso, principalmente li facciamo nelle scuole. Perché nelle scuole? Perché c'è un atrio. Noi mettiamo un tavolo per la segreteria dove vengono tutti quanti classificati, dove gli danno una busta, dopodiché passano a fare la circonferenza addominale, che è quella un po' strana perché tutti tirano un po' dentro la pancia, perché la circonferenza addominale è molto importante, dopo in caso se mi dà posso spiegarlo. C'è l'ossimetria, quello per vedere quanto ossigeno, se uno respira bene o male e se fuma. Dopodiché c'è la misurazione a pressione, altezza, peso, pressione, dopo si passa a fare il buchetto sul dito, c'è la glicemia, colesterolo, il tutto questo. Proprio una specie di check-up? È un check-up, ma aspetti, non è finita. Mamma mia. Dopodiché si va dentro, si fa tutto quanto, si mette dentro su un computer che ha un programma che calcola il rischio cardiologico. Questo non ha nome e cognome perché sennò ci sarebbe la privacy da morire. Appunto. Quindi va solo dentro i dati e questo calcola il rischio cardiologico da 0 a 5, da 5 a 10 e da 10 in su.
È molto importante questo, le spiegherò dopo. Dopodiché la persona va a fare l'elettrocardiogramma, dove mettiamo dei lettini, e per questo sulle scuole, perché abbiamo le aule. Certo. Allora su ogni aula mettiamo un lettino, quindi è chiuso, al limite mettiamo 2 lettini, facciamo maschi e femmine, e qua si fa l'elettrocardiogramma. Dopo l'elettrocardiogramma c'è il colloquio con il cardiologo. Tutto gratuito? Tutto gratuito. Avete capito? Cos'è il volontariato? E il giorno 15 siamo a Villorba. 15 di giugno. Di giugno, 15 di giugno siete a Villorba. A Villorba. Abbiamo fatto Fontanelle, abbiamo fatto anche Mogliano Veneto precedentemente, di media sui 150-160 persone, cioè, però facciamo in 3 ore solo, dalle 8 e mezza a mezzogiorno, perché c'è il problema della glicemia, non possiamo tenere uno a digiuno fino a mezzogiorno. Oddio. Ma qualcuno che faria anche ben, sa Presidente, sta a digiuno anche dopo il mezzogiorno. Però mi interessa la circonferenza addominale, cos'è allora? Allora, la circonferenza addominale è molto importante. Allora, faccio un esempio. Sì. Lei ha tutto perfetto, colesterolo, glicemia, pressione, va e fa la circonferenza addominale, è fuori 100 e mettiamo una donna, un uomo 110, prendiamo il mio caso 110, e va a fare il rischio cardiologico, risulta da 10 a 15. Perché? Perché c'è grasso e il cuore impegna tantissimo a alimentare tutto questo grasso, cioè uno con tanta circonferenza vuol dire che è un po' grassetto. Cioè la circonferenza è molto importante. Normale quanto sarebbe? Oddio, uomo e donna naturalmente. Sui 90. Sia uomo che donna? Un po' meno sulla donna e sugli uomini, sui 90. E la donna diciamo 80? Sì, ecco. Misuratevi e dopo vedete quello che ha detto il dottore, perché è anche medico oltretutto. Sì. Senta, dottor Brugnera, quanto importante è la prevenzione e culturalmente siamo preparati oppure abbiamo dei vuoti molto, molto forti che non riusciamo per paura, mi non vo combatta, ma tutto sommato sto bene, poi se va al pronto soccorso viene fuori il disastro. Prego. Allora, la prevenzione è molto importante. Allora, si possono dividere 2 prevenzioni. Una prevenzione dei fattori di rischio cardiologici, fattori di rischio, il colesterolo, trigliceridi, pressione alta. Dopo c'è anche dei fattori che non si possono cambiare, che è ereditarietà, perché uno ha detto non mangio formaggi, mangio uova, non mangio niente, il colesterolo è a 400 perché è ereditario, però quello non si può cambiare, Ci sono fattori che invece si possono cambiare, che sono il camminare, molto importante, se dopo lei mi dà la possibilità di dire le camminate quanto sono, o anche andrebbe bene anche... No, glielo chiedo subito perché a casa sono curiosi, quanto bisogna camminare, quanti giorni alla settimana? 35 minuti? Io ne faccio 33. Vabbè. perché, il dottore. Perché ho il percorso. Ma quanti giorni alla settimana? Tutti i giorni o alternati? Allora, tutti i giorni sarebbe meglio, però se uno non cammina mai, il secondo giorno ha l'acido lattico che fa male ai muscoli. Però potrebbe aspettare un giorno e camminare il giorno dopo. Andrebbe bene 35 minuti, però non da negozio. Cosa vuol dire da negozio? No, da negozio vuol dire qui stop, cioè guarda un negozio, va sull'altro negozio. Dritti, no, spediti, non con un bel passo, un diciamo. Bel passo. Cioè non correre, ma un bel passo. Correre, se uno vuole correre, corre. Però un bel passo. Un bel passo, questa è la camminata. 35 minuti al giorno. Minuti. E uno è un... tira via 10 anni di più vive. Sentiamo Rinaldo a Venezia, quanti passi fa tu? Ciao Rinaldo. Faccio 5.000 passi al giorno. Bravissimo. Non lo saprei contare 5.000. Però mesura. Direi ho problemi che mi al cuore. Trovo anche una pastiglia per il cuore. Però vado a farmi il cardiogramma ogni 6 mesi, però non so cosa che ho. Trovo una pastiglia per il cuore e non so neanche cosa che sia. Va bene, importa. Ho problemi delle volte, insomma, sono sotto cura,
vado una volta ogni 6 mesi dal cardiologo. Ora vedi tu che te sa, dai, no, non so, Sì. ti sa che se poi il cuore dopo, giustamente. Perché mi fa male le gambe e cammino lo stesso, faccio minimo 5.000 passi. Va bene, vengo a casa, sono stanco, dormo, sono tranquillo e sono contento di farli. E giustamente mi conosco l'ospedale di Monta. È un piccolo ospedale, ma è un scrigno dei tesori, perché ti fa di tutto. Non ti specchi, non ti vai ad aspettare ore e ore, perché c'è tutto programmato. È veramente un ospedale, è una roba, andai a Monta, va bene, perché se vada un ospedale è per essere a casa tua. Bravo dottor, bravo per quello che fa e grazie per tutto l'entusiasmo che metti. E dopo quello che fa, ho conosciuto il professore Romero, non mi ricordo la casa, quello le parlo, non è quello del cuore. Gerosa. No, Un altro. Gallucci, il centro Gallucci. Che perché avevo un cugino che gli ha fatto un trapianto del cuore, aveva durato 5 anni, sono stato abbastanza, va bene. Comunque è una roba speciale che fa. Questi sono gli ospedali che abbiamo in Veneto, ma dopo non so neanche come chi fa a fare tutte queste robe, un sacrificio enorme, perché è la politica non aiuta queste robe che sono qua. Questo ospedale è validissimo, è salva le vite, è il previene, perché se ti va guarda che è conosciutissimo comunque Rinaldo, guarda che ha dei numeri, ha un hub, giustamente come dice il dottore. Grazie Rinaldo veramente della telefonata. Dottore, l'importanza della prevenzione, perché è quello che si gioca, quello che delle volte rimane un po', siamo un po' perplessi quando vediamo questi giovani sportivi, giovanissimi, che all'improvviso cadono nel campo di calcio che per problemi cardiocircolatori. E qua ha fatto un tasto un po' dolente, diciamo. Anche qua bisogna suddividere un po'. Allora, c'è un programma BLSD, specialmente sui campi. Noi abbiamo quello della Fiorentina, recente caso, che abbiamo visto, che è stato salvato in diretta perché è stato fatto è stato messo un BLSD, cioè è stata fatta una scarica elettrica per tornarlo in qua. Adesso si è rimesso bene e va. Defibrillatore Che ormai è dappertutto. Fortunatamente. Sì, fortunatamente è dappertutto, però lui gli è successo su un posto protetto, cioè protetto, o se no anche per esempio adesso ci sono delle città protette, dicono BSD protetto, con elettrostimolatore, e questi fanno sì che dove succede il caso c'è sempre lo strumento, o se no c'è sempre qualcuno che sa qualcosa. Però le maggiori morti sono a casa. Sono a casa, il 96% succedono a casa. E sugli appartamenti e un mio progetto che lo sto portando dove ho lo studio io a Gorgo e Monticano è di portare un defibrillatore all'interno dei condomini. Portarlo all'interno dei condomini. In maniera che se succede... Metterlo al secondo piano. Come ci sono gli estintori, diciamo. Ecco, metterlo là. Addirittura mi sembra che quello che fa la manutenzione degli estintori può fare anche la manutenzione, perché ha bisogno di manutenzione. Certo. Se noi siamo in piazza e questo è stato regalato, questa macchina defibrillatore, e è scadute le placche che si tengono, non tiene la colla, diciamo, in diretto, quando si attacca non tiene, siamo fregati, cioè non serve a nulla, o se no la batteria è giù, bisogna avere... E saperlo anche adoperare? Ma adoperarlo, allora, prima... Come si adopera, ad esempio? Allora, spieghiamo, perché è tutto facile per chi conosce, ma per chi non sa a casa dire che è buono adoperarlo. Allora, c'è una legge che prima diceva che il defibrillatore doveva essere adoperato solamente da chi sa adoperarlo, fa dei corsi. Ultimamente, e se veniva adoperato da non persone che non erano adatte, si poteva essere anche incolpati, perché
il defibrillatore registra tutto quello che si fa. Direi che ho fatto bene a chiederglielo. Sì, registra tutto quello che si fa. Allora si distinguono le persone in laici, che sono quelle persone come noi due. Io ho fatto i corsi, vabbè, però sono persone che non lo sanno adoperare, e invece professionisti della salute che lo sanno adoperare bene. Questi fanno dei corsi, degli aggiornamenti, si fanno dei corsi anche per i laici, dove si dice come adoperarlo, che ed è giusto. Però se succede che nessuno di questo ha fatto nessun corso e sa, mettiamo in condominio di notte, sa che c'è il defibrillatore al secondo piano, il primo piano, perché per terra se no lo rubano, lo si mette al primo piano di solito, e sa che c'è questo, chiama, dice c'è mio marito, facciamo il marito, non si muove, eccetera, e chiama il 118, e il 118 è abilitato a dirgli come fare, c'è una procedura. Anche uno che non sa nulla c'è una procedura, lui gli dice com'è, risponde, lo scuota, cosa risponde, non risponde, respira, non respira, ha un defibrillatore nelle vicinanze, gli dice sì, allora può chiamare se ha un figlio, o se no va giù un attimo e lo prende, faccio l'esempio del condominio, certo, cioè che mi viene meglio, va, gli spiega come mettere queste placche. Il defibrillatore funziona solamente se è un problema di ritmo cardiaco, se no non va, perché è semiautomatico, bisogna schiacciare il tasto, ha capito? Quindi nel frattempo viene allertato il 118, arriva il cardiologo con la macchina o con l'autoambulanza e viene portato via. Ed è questa l'importante, perché noi siamo abituati, e bisogna ammetterlo, siamo abituati a dire è morto, ma è morto così improvvisamente, ha fatto una bella morte anche. Anch'io vorrei morire così. Hai fatto un infarto secco. Una volta dicevo un colpo, però è una bella morte anche. Vorrei anch'io fare così, ma sti tempi qua... È meglio che restiamo qua, dottore, che si sta meglio. Cioè, non si può più dire così ha fatto... Bisogna agire. Bisogna agire. Facendo allora, prevenzione anche sui giovani. I giovani, noi andiamo sulle scuole con il progetto che è questo qua, La Salute per Amica, bello, che è fatto da Angelo Bianco, uno dei fondatori della nostra associazione, che andiamo nelle scuole. Come sono questi ragazzi quando li incontrate, dottore? Questa è la dottoressa Dal Corso, che è la responsabile della cardiologia di Motta e Livenza, che fa lei questi corsi e diciamo li tiene benissimo, li sa benissimo tenere questi, e per di più abbiamo introdotto, prendiamo dei cuori bovini, mettiamo su dei guanti ai bambini e loro vanno dentro, non so dove c'è la valvola, e vedono il cuore. Che bella! Sì. Perciò vengono intrigati. Perché bisogna toccare. Bravo, bravissimo. Ma poi i bambini di quinta, noi facciamo quelli di quinta elementare, assorbiscono, stanno presto ad assorbire, perché il messaggio che viene a loro volevamo che lo portassero anche in famiglia. Certo. Che poi sono bravi loro a trasmettere quello che è successo a scuola, cosa hanno imparato. Ed è questo, perché noi facciamo, come ho detto, come è fatto il cuore e come tenerlo bene. Dopo facciamo l'importanza dell'attività fisica, e dopo portiamo l'igiene orale, questa la faccio io, perché è importante il collegamento se c'è qualche problema dentale, più assessi o robe dentali sul cuore. Lei deve tener conto che quando uno fa un'operazione cardiaca dobbiamo certificare che non ha problemi dentali, perché c'è questa... Quante cose impariamo questa mattina, anche questa mattina. Prego, dottore. Dopo mi faccia la domanda, quella è come misurare la pressione, perché questo ci tengo.
Ah, beh, qua guarda, sfonda una porta Ma aperta. faccio subito. Sì, faccia subito, dottore Perché Brugnera. tutti non la misurano giusta. Allora, come si deve misurare la pressione e quando? Allora, la pressione Con alla le mattina. macchinette elettroniche. Con le macchinette è meglio, perché se uno è un po' sordo è inutile che misuri. Intanto. Allora, le macchinette vanno benissimo. Non è che se uno ha la pressione alta è colpa della macchinetta, è colpa sua, non della macchinetta. O se no la porta a momento in farmacia o in sanitaria e vede se funziona, ma comunque di solito funzionano benissimo. La pressione alla mattina, se si alza, si alza o si fa la propria terapia, o subito dopo la terapia, si misura la pressione. Al mattino? Sì, al mattino, uno vuole anche a metà mattinata. Ma però non dopo? No, spieghiamo perché è importante. È meglio, perché se uno è infastidiato, allora è quello lavorativo e quello in pensione, distinguiamo. Se è quello infastidiato alle 10 c'ha già la pressione a 200. C'è quello pensionato che si alza alle 8:30, va bene, a metà mattina. Comunque alla mattina si misura la pressione, va misurata 2 volte. La prima si butta via, o 2 volte, o si fa la media. Ah, ok. Allora, 160, 140, la media è 150, 90, 70 di minima e la media è 80 e si scrive. Però dopo non si misura. Ripetiamo i numeri perché sono importanti, la massima e la minima. Allora, ma conforme anche all'età. Sì, conforme. Comunque, sulle 140, 80. Ecco, perfetto. 140, sui 90 adesso c'è chi accetta anche 90, 150, ma bisogna che dia qualche disturbo. L'importante è non misurarla 5-6 volte al giorno. Come fanno tante persone. Sì, perché uno diventa matto. Certo. Anche perché cambia in continuazione. Cambia in continuazione. Se uno riceve una brutta notizia o qualcosa, cambia, suona il campanello, prende o anche la paura. Anche la paura. Si misura durante il giorno se ha qualcosa. Allora, mi alzo di scatto, mi gira la testa, mi siedo, non mi passa questo, sento il cuore che batte alle 4 del pomeriggio, alle ore 16, non 4 del pomeriggio, alle ore 16. Mi viene un attacco, il cuore batte forte e sento la testa un po' inzuccata, come si dice in dialetto, che capiscono meglio. Sono imbaucà. Imbaucà, perfetto. Questa parola alla grande. Sono imbaucà, si misura la pressione. Solamente in questi casi, no? 3 o 4 volte la pressione al giorno, se no si diventa pazzi. Certo. Se uno ha qualcosa si misura, se no la mattina si scrive e dopo si porta al cardiologo, al proprio medico di base, e lui valuta se va bene e non va bene. E questa è come si misura la pressione. 2 misure sullo stesso braccio. Si fa la media o si prende anche la seconda? Dottor Brugnera, conforme. visto che è medico, sì presidente, ma mi piace proprio come dottor Brugnera, perché si fa così poca attività fisica? Anche i bambini, noi abbiamo un problema di obesità infantile che tutti i pediatri mi dicono di parlarlo, di dirlo, perché si fa un po' troppo silenzio e soprattutto lo sport che viene fatto in quinta elementare, non prima, io non capisco perché non si inizi già dall'asilo. Io non devo trovare la brava maestra poveretta, che poi ci vogliono anche professionisti per fare ste robe, a mio avviso. Non è che chiunque può inventarsi di fare tutto come nel mondo del volontariato, poi ne parleremo. Ecco, come mai non si riesce a capire che il bambino ha bisogno di muoversi, di correre, come si faceva una volta? Una volta anzi, una volta quando c'era la povertà diceva guarda non ancora maschio che potevi infame non che c'è niente da mangiare, cioè una volta. Adesso invece c'è troppo da mangiare e male. Allora, facciamo, spieghiamo l'importanza invece di fare attività fisica fin da piccoli. L'importanza sull'adulto, l'ho detto già prima, una camminata allunga la vita, questo è giusto, allunga la vita. Sull'adulto posso rispondere io perché basta che vedi me. È rotondetto, dottor Brugnera, è rotondetto. Sono un po' rotondetto, ho la circonferenza addominale un po' alta, un po' altina e un po' larga, un po' larga. E faccio fatica a camminare perché non ho voglia, sono stanco, piove.
Goffredo, Goffame, Goffamo, c'è il tennis per TV, c'è la partita, c'è un film che sempre mi piace. Qualcosa per arrampicarsi. Sempre qualcosa. Però si può rimediare. Quando si va in ospedale o in qualunque posto, si può parcheggiare un po' prima. Esatto. Invece di parcheggiare dentro, sul negozio, dentro proprio, si vorrebbe parcheggiare dentro un po' lontano, o su quello dei disabili pur di fare poco, un po' più lontano e si fa il quarto d'ora di strada. Questo è un sistema, o se no, se uno abita al quarto piano va su a piedi. E anche su e giù. Su e giù, va che su. Fa benissimo. Quindi può benissimo farlo. Può benissimo farlo. Io faccio ancora più fatica perché se parcheggerei dentro in studio potessi parcheggiare. Comunque adesso sto facendo perché non lo dica, dottore, la prego, dottor Brugnera, non lo perché ho un dica. po' gli esametti un po' alterati. Bisogna che faccia movimenti. I bambini allora, dottor Brugnera, cosa consiglia? Allora, i bambini però fanno anche attività fisica, vedo che anche all'asilo c'è sempre le maestre che sono un po' più invogliate di fare questa attività, fanno anche tanto sport per quello, perché se io vedo quando do gli appuntamenti i bambini vanno in piscina, vanno in... ma non tutti, dottore, non guardi tutti che c'è questo quanti. problema grande, me lo dicono i pediatri. Sì, però dovrebbe, come ha detto giustamente lei, una volta facevamo le corse sui campi, se adesso uno fa le corse sui campi già subito dopo va in pronto soccorso perché va a fare la puntura quella antitetanica o per la leptospirosi o per tutte quante quelle robe o per le zecche, tutto quello non può da nessuna parte. Cioè, capite come siamo messi? Però vedo che ci sono anche un po' le maestre d'asilo, noi vediamo che fanno un po' di attività fisica comunque. Dopo è l'alimentazione, perché tutte quante, una volta si aveva il panino col salame, si portava via cose un po' più naturali, adesso si hanno dei pandorini come adesso le merendine che adesso la faccio ridere, dottor Brugnera. Tempo fa è arrivata una telefonata di un nonno sul Montello, mi sembra che veniva e ha detto che il nipote va a scuola col uovo duro perché ho detto pensa a sto bambino che tira fuori la merenda. Di fronte a questa platea di bambini che lo guardano, tira fuori l'uovo duro. Però lei cosa dice? Fa bene questo nonno insistere con l'uovo duro? Sì, va benissimo, basta che dopo questo bambino non si vergogni e dopo mi interviene il psicologo subito. Perché ha un problema. Io invito sempre il dottor Brugnera. Giusy da Dosson, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno al dottor Brugnera. Mirella, ti ringrazio per gli ospiti sempre interessanti che ci porti, utili per informazioni che ci danno e spiegandoci senza mettere tanta paura, Mirella, perché sai che quando trovi quello che ti dice mamma che ti verrà questo, ti verrà quello, con educazione per noi diversamente giovani di prepararci così senza tanto allarmarci, insomma, questo perché è così, vi ringrazio. Grazie a te, cara Giusy, penso faccia piacere anche al dottor Brugnera. Quando io arrivo sulla pelle dentro le persone, per me è già fatta prevenzione. Centrato l'obiettivo. Senta, dottor Brugnera, quello che non riusciamo a centrare invece come obiettivo è riunire le associazioni, metterle assieme, arrivare ad avere volontari giovani. Tutte le associazioni ne hanno pochissime, c'è una lamentela enorme, ma soprattutto non ci conosciamo neppure tra di noi. Bravo. E questo è un grande problema. Ci sono quelle famose, quei campanili alte, però gli altri che si fanno un mazzo così dalla sera alla mattina passano inosservate. Oppure, aspetta dottor Brugnera, oppure devi fare parte di un cerchio magico politico e allora vieni invitato ai tavoli importanti. Com'è la situazione? Come la vede lei, dottor Brugnera, che è nel campo in prima linea con questa importante associazione Amici del Cuore? Allora, ieri ho preso
sul telefonino, ho mandato un messaggio a WhatsApp al mio consiglio direttivo, ho detto vado a Rete Veneta a parlare. Bravo, tutte le manine batte, sai, quelle manine là, come si chiamano, quelle manine là che battono. Sì. E una mi ha detto, di che siamo senza volontari giovani. E lei è centrato. Facciamo fatica a trovarne, noi abbiamo una media di età anche proprio la nostra associazione è una media di età un po' altina, comunque ci diamo da fare. Sono fortunato in quanto l'ospedale Loras ci dà le infermiere. E queste, quando noi facciamo gli elettrocardiogrammi, quando li dobbiamo fare, ci deve essere una infermiera specializzata per fare questi elettrocardiogrammi. E questi sono tutti giovani, certo, e sentono abbastanza questa propensione di fare questa cosa. Quindi la nostra associazione abbiamo bisogno di gente però che lavora, che dobbiamo preparare a Villorba i tavoli, dobbiamo andare, dobbiamo fare. Questo qua ci mancano proprio questi giovani. Dopo, sulla evidenza, allora, lei ha detto giusto, io mi sono posto, ieri sera faccio parte anche dell'associazione Con a Cuore, che è quella che riunisce varie associazioni in tutta Italia, con sede a Modena, e è stato dibattuto questa cosa, dobbiamo andare a sedere sui posti un po' più alti. E come si fa per fare? Bisogna fare rete con tutte le associazioni che prima abbiamo discusso con lei, Mirella, con quelle minori. Dobbiamo metterci insieme, almeno per esempio quella minore è quelli dei scompensati cardiaci. Uno dice scompensato cardiaco, vabbè. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? È una patologia, chiedo all'intelligenza artificiale, dimmi Istat com'è la patologia dei cardiaci, è una delle morti più frequenti in Italia di scompensati cardiaci. Ma perché si sente meno? Perché va sugli anziani, cioè il cuore non batte più. Non pompa più come prima. È stanco, però ha 80 anni l'anziano, l'ha 85, ma te si vecchio. Però se noi abbiamo che la vita si sta sempre allungando. Fare i centenari che abbiamo. Ecco, però lo scompenso provoca da meno, però è molto importante, molto più importante di altre malattie. Quindi se riuniamo i scompensati cardiaci, i nefroliasi e dopo la prostata è in aumento, problematiche alla prostata sono in aumento da matti, però nessuno ne parla, forse sarà perché gli uomini sarà un po' un tabù. Qua ne parliamo, dottore, anzi ne parliamo. Però anche questi, se li riuniamo tutti, è ben diverso, però come si dice, ormai è anche di moda dirlo, bisogna far rete. Certo. Ed è quella che abbiamo fatto. Guardi, vediamo se riusciamo a vedere le immagini di Silea, perché vede, dottor Bruniera, io avendo tutte queste associazioni piccole, medie, di volontariato, o anche le grandi, ma principalmente, e sentivo questo problema di unire le forze, perché non ci conosciamo, chi siamo, cosa facciamo. È molto importante capire la realtà, perché siccome tutti facciamo tutto e poi troviamo il morto a casa, e invece dobbiamo capire chi fa cosa. Tu hai i polmini, perfetto, allora noi abbiamo bisogno di persone che vadano a prendere queste persone a casa, che le accompagnino dove loro devono andare. Tu cosa fai? Il banco alimentare, perciò tu consegni la spesa. Invece hanno fatto un grande minestrone dove dentro ci siamo tutti, non ci conosciamo, non sappiamo chi siamo e i grandi campanili imperversano, senza contare che il mondo del volontariato è fatto la maggior parte da 350 associazioni che dobbiamo essere qua nel Veneto, è fatto da piccole e medie associazioni. Allora abbiamo creato, ecco qua dottore, il villaggio delle associazioni. Perfetto. È stata una giornata nella centrale di Silea all'aria aperta, era anche una domenica piovosa, ma sono venute tutte, anche da fuori regione, hanno preparato i loro gazebi ed è stata non per
i cittadini, ma per noi, per conoscerci. È stato un successo. Si sono presentate più di 90 associazioni, benissimo, perciò capisce l'importanza di questa giornata. Vedete che stanno dialogando tra di loro: chi sei, cosa fai, sono scambiati anche i numeri di telefono. Ecco, perché ho capito che dovevamo unire le forze. Perfetto. Lo ripeteremo dal 10 al 13 di luglio, dove inviterò anche lei. Perfetto. Sarebbe bellissimo riuscire a portare, per cercare di attirare anche i giovani e anche altre persone, questa bellissima cosa che voi fate, ma in maniera un po' più soft, ma io diciamo. La presidente del Triveneto Cuore, che forse se riesce a organizzare a settembre un congresso di tutte, ma questa è un'altra cosa, di queste associazioni, invece, di tutte le associazioni. Perché noi abbiamo chi dovrebbe fare questo, non è che non ci sia. Ecco. Il problema è che non vediamo risultati, e allora abbiamo creato questo villaggio delle associazioni. E ripeto, come vedete ci sono anche nomi importanti, c'era l'AIDO, la Croce Rossa, c'era l'AISM, l'AIL, però c'erano anche quelle minori che hanno la stessa importanza, e questo appunto verrà ripetuto perché c'è questa necessità. Siccome nessuno lo fa, siamo partiti noi a farlo. E devo dire, visto anche che poi li ho invitati e quello che hanno detto, il successo che ha avuto questa manifestazione, che ripeteremo dal 10 al 13 di luglio, sempre presso il Parco del Sile, che abbiamo un'oasi meravigliosa, dove veramente faremo cultura, animazione, sport, sanità, salute, faremo di tutto per capire chi sono le nostre associazioni e veramente cosa fanno di importante per voi. Pubblicità. Abbiamo grandi difficoltà, per via della cultura imperante, a far capire alla gente quello che ha detto recentemente l'Organizzazione Mondiale della Sanità: l'alcol è cancerogeno. Eppure c'è una grande difesa del mercato del vino, che assomma a 50 miliardi di euro nel nostro paese. È difficile convincere la gente che poi ognuno può fare quel che vuole, ma l'importante è che passi l'informazione. L'etica è il rispetto della informazione anche, cioè se la scienza ha stabilito che l'alcol è cancerogeno, questo è quello che dobbiamo sapere. Poi ognuno può fare quel che vuole, ma lo Stato avrebbe poi il dovere di aiutare a evitare che ci sia un eccesso di propaganda, di pubblicità e di informazione invece in favore di qualcosa che è cancerogeno. Professor Garattini, ecco, lei cosa ne pensa di impiegare anche questa scienza nella ricerca anche nelle scuole, far capire il corpo umano, ecco, cosa fare, cosa non fare, perché sono molto avanti i nostri bambini, basta vedere quando li intervistiamo, ecco, cosa dicono, cosa fanno. Cosa ne pensa, professore, questo sport in Italia che si inizia a fare nelle scuole elementari, dalla quinta elementare invece che dall'asilo? Abbiamo un'obesità che fa paura ai pediatri. Prego, professore. No, abbiamo bisogno di fare una grande rivoluzione culturale che sposti la centralità della medicina dal mercato alla prevenzione, insegnando che la maggior parte delle malattie non piovono dal cielo, siamo noi che ce le autoinfliggiamo e poi ci lamentiamo. Abbiamo 4 milioni e mezzo di diabetici di tipo 2 in Italia. Il diabete di tipo 2 è una malattia evitabile, il 40% dei tumori è evitabile, muoiono ogni anno 180.000 persone di tumore in Italia. Ecco, dobbiamo fare questa grande rivoluzione culturale che deve avvenire nelle scuole. Nella nostra scuola manca qualsiasi educazione alla salute. Basterebbe che ci fosse un'ora alla settimana in ogni classe
fatta da persone preparate per questo scopo, per far capire ai ragazzi la salute e soprattutto per far capire che quello che fanno oggi sarà importante per quello che succederà domani. Noi diciamo, per esempio, siamo quello che mangiamo. I ragazzi dovrebbero invece sapere che saremo quello che abbiamo mangiato. Devono avere un'idea di quello che facciamo oggi è importante per il futuro e per la salute del futuro, perché noi abbiamo una società che ha una lunga durata di vita, ma ha una breve durata di vita sana. Ecco, io ho avuto la fortuna, dottor Bruniera, di avere questa eccellenza che abbiamo del territorio, il professor Silvio Garattini, presidente dell'Istituto Mario Negri, dove sta cercando di spiegare, come fa lei, con parole semplici, che delle volte siamo noi il problema. Questo è il grande, che non riusciamo a capire i messaggi che arrivano, quelli veramente che dovremmo seguire, non quelli che dovremmo seguire, anche se siamo, ecco, un'oasi del vino, perché questo siamo, ecco, dobbiamo anche capire che bisogna stare attenti e non si può continuare a vedere ragazzini che si ubriacano, ecco, a 10-11 anni hanno iniziato con gli spritz, adesso arrivano alla vodka, arrivano con tutti questi mix che fanno, per non parlare delle droghe, e li stiamo perdendo, perché veramente si bevono il cervello e fanno dei danni a tutta la comunità. Ecco, come commenta le parole, poi parleremo anche di un'altra cosa importante alla quale il dottor Bruniera tiene molto. Prego. Mi piace molto una frase che ha detto il dottor Garattini: noi siamo quello che mangiamo, difatti. Si vede, ho sempre mangiato abbastanza. Però, un buon gustaio, diciamo un buon gustaio. Buon gustaio e si vede questa cosa. Però questa educazione comincia ad entrare nelle scuole. Noi entriamo, impariamo a mangiare bene, cominciamo a entrare nelle quinte classi, a spiegare, a vedere con la Coca-Cola cos'ha, a 30 cubetti di zucchero all'interno una bottiglia, cioè cominciamo già a spiegare e vediamo che sono interessati. Diciamo le bevande dolci. Bisogna anche dire, bisogna avere anche un po' di fiducia a sto mondo. Certo. È inutile sempre dire che va tutto male. Qualcosa sta cambiando. Sta cambiando, se ritorniamo alle camminate, le amministrazioni comunali stanno facendo abbastanza, stanno facendo le piste ciclabili. Non so se lei si ricorda degli anni 90, c'erano i prati, negli anni 2000 il boom economico, non c'era manco una pista ciclabile. Adesso sulle città, sui nostri paesi ci sono tutte le belle camminate da fare, asfaltate, gli argini non più con l'erba che viene su, che alla mattina non ci si può più, si bagna tutti i piedi. Ma cioè anche le amministrazioni stanno prendendo questa roba. Dopo, se sbagliano la congiunzione delle vie ciclabili, una a destra e una a sinistra, questo è un'altra cosa. Però c'è questa, bisogna ammetterlo, bisogna essere anche un po' positivi, insomma. Se uno vuole camminare, adesso può camminare. Mi sembra che a Treviso, io non conosco bene, ma c'è tanto da camminare. Tanto. Solo pensare al Parco del Sile che abbiamo, si arrivi la anche a Restera, Cortina, si arrivi a San Candido. Abbiamo delle passeggiate meravigliose. Cosa le stava a cuore? Anche un'altra cosa, sì, mi sta a cuore sull'aderenza terapeutica. Ascoltiamo bene cos'è l'aderenza terapeutica. L'aderenza terapeutica vuol dire che il medico di base o medico di famiglia o il cardiologo, il consulente che sia medico, gli dice: devi prendermi queste pastiglie. Allora c'è la tendenza di far da sé. Oggi la pressione è bassetta, ma non la prendo. Non la prendo. La pastiglia non serve? Non serve oggi, sennò dopo mi gira la testa. No, perché sennò a me alla bassa ho i battiti a 40, a 50. Non la prendo, invece deve essere continuità, non si può fare yo-yo, si chiama, come le diete a yo-yo, come che la faccio io, una volta mangio meno, una volta mangio di più, cioè la terapia va sempre fatta. E si parla del colesterolo, la terapia sul colesterolo è
la più importante e anche la più che tutti ne sanno qualcosa sul colesterolo. Allora, il colesterolo si formano delle placche all'interno, si chiude del grasso all'interno dei vasi sanguigni. Delle arterie. E delle arterie. E non passa il sangue. È come un lavandino dove non passa, fa troppo grasso. Questo fa sì perché uno ha il colesterolo alto, dopo c'è quello basso, c'è quello buono, c'è quello cattivo, height o low, però il colesterolo totale diciamo è sui 200. Uno dice a 2,40, facciamo due esempi, uno a 2,40 e uno a 2,40, si incontrano, gli dice a me a 2,40 il colesterolo mi danno le statine che sono quelle per curare il colesterolo alto, a me danno le statine. A me no, hanno detto di fare solo una dieta. Perché a quello dei 2,40? Perché globalmente ha qualcos'altro. Certo. Non si deve dire, cioè lei a 2,40, io a 2,40 prendo le statine. È soggettivo. È soggettivo, perché può darsi che abbia la chiusura delle carotide del 50%, mentre quello a 2,40 è perfetto, cammina, è magro, circonferenza addominale giusta, tutto perfetto, tranne il colesterolo. Però l'altro ha le carotidi un po' chiuse, cammina poco, è sedentario. Altre patologie. E quindi a quello si deve dare. Esatto. Ma deve prenderlo. Dopo, adesso c'è la tendenza di abbassare moltissimo il colesterolo, perché studi scientifici hanno dimostrato che questo grasso si accumula e anche sugli stent bisogna stare attenti, insomma. Questa è una... Quindi bisogna farlo prendere. Dopo le statine c'è chi dà il problema muscolare che danno questi piccoli crampi muscolari, si va dal medico, ci sono altri, la scienza ci aiuta tanto su queste statine, ma però si chiama aderenza terapeutica, bisogna farlo. E tanti lo fanno, vedono il colesterolo da 2,40 a 170. E passano al riso, non so quello, cioè passano a altri o integratori, altre medicine che non hanno lo stesso effetto. Non si può fare una dieta, no? Cioè prenderlo una volta sì, una volta no, yo-yo, come lo yo-yo. Sì, salti di qua, salti di là. Non si può fare, quindi si chiama aderenza terapeutica, è una delle principali che anche a livello centrale, lo Stato sta facendo pubblicità per l'aderenza terapeutica. Perché se ne parla così poco, dottor Brugnera, secondo lei? Perché anche questa informazione, come ha sentito da casa, hanno piacere di capire. Ma cioè il medico di famiglia ormai non capi tempo deve stare a spiegare tutte queste robe qua, perché sono subissati. Guarda, ieri una signora mi ha detto che è andata al medico di famiglia e ho preso paura. Se vuole, siamo noi fatti così, forse i veneti, forse gli italiani, forse gli europei, cioè, non lo so, siamo geneticamente predisposti a mettere in discussione. Per esempio, da me, le faccio un esempio semplice, quando faccio gli elettrocardiogrammi, perché mi viene a fare l'elettrocardiogramma quello che ha fatto un mese prima l'elettrocardiogramma, che mettiamo è all'ORAS sotto controllo, ha fatto l'elettrocardiogramma, perché mi viene lui che è sotto controllo a fare perché vuole sapere se quel cardiologo ha detto la verità. Pensa come siamo, Mettiamo in discussione tutto. Mettiamo in discussione tutto. E invece quello che dovremmo mettere in discussione non lo mettiamo. Quello è il grande problema che abbiamo noi, purtroppo. Cioè, secondo siamo noi fatti, non lo so. Senta, dottor Brugnera, cosa pensa lei dell'intelligenza artificiale, soprattutto nella sanità? Allora, a dirle la verità, il discorso che le ho preparato ieri è fatto dall'intelligenza artificiale. Allora, cosa mi dà l'intelligenza artificiale sulla sanità? Allora, sulla sanità ha fatto progressi, poi vediamo specialmente sulle anche malattie cardiache, quando fanno gli stent, eccetera, cioè, però bisogna usarla in maniera giusta. Facciamo un esempio.
io per venire qua ho usato l'intelligenza artificiale. Ma perché? Perché gli ho detto dimmi quante morti cardiache ci sono nel 2024 l'Istat, e va dentro e mi dà in un secondo vari dati. Se io metto dentro una patologia, mettiamo infarto, ma neanche stent, mettiamo stent che è quando aprono le coronarie, perché mettiamo stent. Allora, se gli dice cosa subisce uno che ha uno stent, allora lei scrive tutto quanto, però bisogna sapere quale prende, perché lei prende tutto. Il professor Garattini è stato molto addetto in questa globalità dove tutti sanno tutto, bisogna prendere le cose giuste, le cose giuste. Allora, se è scritto stent, cardiologia, l'intelligenza artificiale, l'ho fatto appena prima in macchina mentre venivo qua, mette cos'è, cosa fa, come si fa a prevenirlo e la prevenzione. Se uno usa l'intelligenza artificiale, io dico personale, quello là, e legge tutto quanto, legge specialmente la prevenzione, va benissimo farla. Però se legge, non so, che può staccarsi, dura 10 anni, questo è ben diverso, perché non sa di che materiale è fatto. Dopo sulla tecnologia in sala operatoria o tecnologia neurologica si vede i robot. È fondamentale, insomma, un aiuto incredibile. Certo. Allora, guardiamo le foto che ha mandato anche il dottor Bruniera, così le spieghiamo. Andiamo a vedere questa foto, campagna Le noci del cuore, e varie foto. Andiamo a vedere. Eccola qua, Le noci del cuore. Questa che campagna è? Allora, Le noci del cuore, noi facciamo una campagna, questo è fatto con Accuore, che è quella associazione che raggruppa a livello nazionale. Perché le noci? Perché dicono che le noci, 3 noci al giorno, non abbassano il colesterolo, però lo aiutano, saziano un po' l'appetito, tutta la roba secca, specialmente le noci. Allora noi facciamo questa campagna per tirare su anche dei soldi, vengono comprati a un po' meno e le diamo un po' di più, noi le vendiamo a 5 euro, dopo questi soldi vengono dati alla ricerca scientifica. O si promuove, non so se tipo allora su altri ospedali, se uno deve fare una specializzazione. È un bene per la comunità. È un bene per la comunità e le noci vanno bene, insomma, ecco. Allora dottore, ormai il tempo è terminato, come ci saluta, cosa ci vuole dire, con quale messaggio ci lascia? Lascio un messaggio che me l'ha dato l'intelligenza artificiale, che è molto bello. Noi dell'Associazione Amici del Cuore lavoriamo ogni giorno per fare prevenzione attiva, concreta e accessibile di tutti. Invitiamo tutti a partecipare alle nostre iniziative. La salute è un diritto, ma anche una responsabilità personale. Bellissimo questo messaggio, noi ringraziamo tantissimo il dottor Bruniera, Loriano Bruniera, Presidente Associazione Nazionale Amici del Cuore, per le informazioni che ci ha dato questa mattina, importantissime. Perciò se avete ascoltato, non sentito, ascoltato bene, mettetele in pratica, e magari anche 3 noci non fanno male. 3 noci al giorno e toglie il medico di torno. Grazie, pubblicità. Vi presento 3 ospiti graditissimi. Abbiamo in presenza il dottor Michele Gottardi. Si presenti, dottor Buongiorno, Gottardi. Chi è questo dottor Gottardi? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie dell'invito. Io sono il direttore dell'unità complessa di oncoematologia dell'Istituto Oncologico Veneto, un'unità che tratta tumori del sangue sostanzialmente. Cosa non da poco cercare di spiegare questa mattina, dottor Gottardi, assieme al dottor Edoardo Peroni. E chi è il dottor Edoardo Peroni? Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti.
Io sono un biologo genetista, sono un ricercatore sanitario dell'Istituto Oncologico Veneto e presso però l'unità di diagnostica, di immunologia e diagnostica molecolare oncologica. E collaboro appunto con il dottor Gottardi, il direttore, in quanto mi occupo di malattie mieloproliferative. Che poi spiegheremo cos'è, Esatto, dottore, perché bisogna parlare semplice, perché abbiamo i diversamente giovani a casa, che io dico sempre che hanno tutto il diritto di capire, voi siete bravissimi in questo, perché alla fine loro vogliono essere intrigati e vogliono capire. Salutiamo anche il dottor Diego Ponzin. Buongiorno dottor Ponzin, come sta? Buongiorno, chi è il dottor Ponzin? Molto bene, grazie. Si presenti, dottor Ponzin. Mi ha già presentato lei, comunque sono il presidente della Banca degli Occhi che c'è qua in Padiglione Rama davanti all'ospedale dell'Angelo, la Banca degli Occhi del Veneto. Allora, inizierei proprio di cornea. Con lei, dottor Ponzin. Cosa succederà questo sabato? Perché parleremo di cose importanti, ci sarà un convegno importantissimo. Voi dovete capire che è una bella stagione. Cercate di ascoltare gli ospiti di Mirella e partecipare se c'è qualcosa che vi intriga e vi interessa. Cosa succederà sabato, dottor Ponzin? In questa famosa struttura che abbiamo la fortuna di avere a 2 passi da casa, perché ce l'abbiamo a 2 passi da casa, così importante per la nostra vista. Prego, dottor Ponzin. Beh, sono molto rapido. Allora, per amore di verità sarà venerdì. Venerdì, ecco. Che succede questo evento. Anche... Diciamo che abbiamo un incontro qua con i principali, diciamo così, colleghi che in Europa e negli Stati Uniti si occupano del mondo del trapianto e del mondo delle banche degli occhi e facciamo il punto sui progressi più recenti che sono stati fatti nel campo dei nuovi trapianti di cornea, perché il trapianto di cornea, l'abbiamo già detto qualche volta in questa trasmissione, ma è importante anche ripeterlo, ha avuto un'evoluzione diciamo straordinaria in questo inizio di secolo, ecco, in questi 25 anni. E questa evoluzione ovviamente ha dovuto anche essere accompagnata da miglioramenti e nuove tecniche di conservazione e di valutazione dei tessuti per trapianto. Ora a aumentare la complessità di tutto questo sono arrivate anche le possibilità che ci offrono le nuove applicazioni basate sull'intelligenza artificiale e quindi venerdì 16 ci sarà un confronto molto importante su come ottimizzare questi strumenti potenzialmente fantastici che abbiamo a disposizione e metterli a disposizione dei chirurghi che fanno i trapianti per migliorare la qualità degli interventi sostanzialmente, ecco. Chiarissimo e la ringrazio, sentite ecco, cosa cercano di fare, sempre più informazione, più collaborazione. Allora, dottor Michele Gottardi, cosa ne dice? Ecco, questa squadra che si apre, ecco, forse sfortunatamente, ma grazie alla pandemia abbiamo capito l'importanza di fare squadra, di unire le forze per cercare di centrare l'obiettivo che è quello della salute e degli interventi. Prego, dottor Gottardi. Beh, credo che se parliamo di squadra dobbiamo parlare in senso molto molto ampio. Squadra significa che ci sono gli operatori sanitari, ci sono i medici che sono sul letto del paziente, ci sono i ricercatori che studiano i meccanismi e cercando di investigare, interrogare le cellule malate e vedere cosa hanno di diverso rispetto a quelle sane. E poi dietro a questo ci sono le istituzioni che ci devono dare i mezzi per poter fare questo e si sforzano in un quadro economico di cui dobbiamo tener conto che non sempre è semplicissimo. E ci sono anche, se vogliamo parlare di squadra, i pazienti con le loro associazioni. Credeteci che molte delle scoperte mediche e scientifiche nascono da osservazioni o da interrogazioni che i pazienti pongono ai medici e ai ricercatori. La storia della medicina è piena di esempi in cui alcune intuizioni sono state indotte, attivate dai pazienti stessi, che ovviamente colpiti dalla malattia e sofferenti da una malattia, ancora di più spesso quando la malattia coinvolge persone molto care, parlo dei figli ad esempio. Ecco, queste associazioni sono di stimolo,
offrono idee di ricerca a volte, e non lo dico senza retorica, e alla fine poi fanno nascere delle associazioni di volontariato che ci aiutano molto anche economicamente nel progettare e nel poter portare a compimento progetti di ricerca. Quindi insomma la salute la costruiscono tutti, e lei ha fatto un cenno alla pandemia. Se c'è una piccola critica che sicuramente io rilevo nel periodo della pandemia, critica che pongo a 360 gradi anche a noi medici, è che a volte si sono combattute delle posizioni ideologiche da una parte e dall'altra, che hanno portato un sospetto reciproco e a perdere questa unione che secondo me è fondamentale. Dottor Gottardi, però quello che lei ha detto, specialmente per quanto riguarda l'ascolto, l'importanza dell'ascolto del paziente. Più parli, tu riesci a capire veramente il problema di questa persona, ma delle volte è difficile anche parlare, perché abbiamo questo senso come di vergogna di fronte a queste figure che siete anche voi, di non essere preparati a raccontare le patologie che abbiamo. E allora si cerca di nascondere anche quello che si potrebbe dire. Perché questo? Perché vede, dottor Gottardi, io l'ho detto tante volte, sa, eravamo abituati un po' coi baroni della sanità, cioè queste figure molto lontane, molto, anche molto autorevoli, e si faceva fatica. Adesso invece, con l'apertura anche degli ospedali, le sale operatorie, le telecamere che incontrano, che entrano, che fanno vedere, non hai più la paura che avevi una volta. Però cosa c'è? Che non conosciamo il nostro corpo, perché dovremmo iniziare da piccoli, dalle scuole, a capire il valore di questo corpo umano, questa macchina meravigliosa, perfetta, ma si inizia adesso forse a fare qualcosa. Però tu cresci, all'improvviso poi purtroppo ti ammali, e queste patologie le devi anche un po' spiegare. Quanto è importante anche conoscere, far capire anche a questi ragazzi che trattano il corpo, non tutti fortunatamente, poi ne abbiamo tanti di bravi, come un oggetto da buttare, ecco, chi se ne frega del mio corpo. Cosa vuole dire, dottor Gottardi? Intanto la trasmissione di oggi va in questa direzione e il vostro sforzo va in questa direzione. Io credo che in realtà progetti di salute pubblica, inteso termine che descrive l'impegno da parte di vari attori istituzionali di far capire l'importanza della cura del proprio corpo, in realtà stia aumentando. Sicuramente sta anche diminuendo la distanza che c'è tra i medici, tra gli operatori sanitari, e questa è assolutamente una buona cosa. Quindi io in realtà sono ottimista da questo punto di vista. Poi i giovani, sappiamo, ovviamente devono infrangere le regole e ovviamente servono le istituzioni, ma direi anche le famiglie a tenere sotto controllo la situazione. Forse un pericolo che si vede oggi è legato al fatto che l'accesso all'informazione, che di per sé idealmente non è una cosa negativa, però è estremamente facile. Parlo di internet ad esempio. Io dico spesso ai miei pazienti che in internet si trovano tutte le informazioni e sono tutte vere, ma la conoscenza prevede qualcos'altro, non è una somma di informazioni, ma è metterle anche nel giusto ordine, saperle interpretare. Ecco, io sono figlio di un falegname, lavoravo con mio padre, conosco gli attrezzi, conosco il legno. Fare il falegname significa lavorarci tutto il giorno, ogni tanto perdere un cliente perché il lavoro ti è andato male, ogni tanto farsi male con un dito sulla sega, cioè tutta quell'esperienza e quel vivere ogni tipo di argomento o materia quotidianamente sul campo che ti porta poi a mettere le informazioni nell'ordine giusto. Penso che valga in qualsiasi disciplina che si impari a scuola. Quindi l'unica critica che faccio all'accesso ad internet non è per preservare un ambito e difenderlo, no, di esclusività da parte dei medici, è che per accedere a quelle informazioni serve anche un senso critico
e la capacità di metterle poi nell'ordine giusto. Alcune sono più importanti, altre sono meno importanti, alcune conseguono a conoscenze precedenti, e su questo c'è molto lavoro da fare da parte nostra, da parte di educatori in ogni ambito, da genitori, da educatori, da insegnanti e in questo caso, per quanto riguarda noi, anche da medici. Molto importante. Sentiamo anche i ricercatori, Edoardo Peroni, questi giovani, guardateli, che forse dovremmo premiarli molto di più, dovremmo investire, dottor Peroni, sulla ricerca, questa Italia che non riesce a capire l'importanza della ricerca o poco, eppure i soldi in altre realtà li trovano, ma perché è diventato ricercatore? Cos'è che muove, ecco, questa persona, questo uomo? Io ho avuto un cardiochirurgo che ha detto: sa Mirella, io a 6 anni sapevo già che sarei diventato un chirurgo. Lei sapeva che sarebbe diventato un ricercatore? Dove nasce questa passione della ricerca? Diciamo che la passione della ricerca, o comunque della scienza in generale, l'ho sempre avuta a casa mia. Mio papà comunque è medico, mia mamma caposala, anche mia zia, e di conseguenza sono sempre stato molto appassionato alle scienze. E come si raccontava poc'anzi, comunque anche a scuola mi ricorderò sempre la mia professoressa di scienze. Mi ha appassionato la materia tantissimo, e poi di volta in volta comunque si sono presi dei percorsi didattici dalle superiori in su, che mi hanno fatto poi maturare una certa consapevolezza di quello che volevo fare nella mia vita, una grande passione di sicuro per la genetica, e poi i casi della vita mi hanno portato anche ad essere un ricercatore dell'Istituto Oncologico Veneto. Noi, devo dire che siamo comunque, come ricercatori allo IOV, siamo molto supportati sia dai nostri direttori che dall'istituzione stessa. Abbiamo dei discreti fondi su cui basarci per fare ricerca in ogni ambito, comunque più o meno in ogni ambito dell'oncologia. Abbiamo la nostra, noi riusciamo a muoverci abbastanza bene, anche per quanto giovani, comunque in autonomia. I nostri direttori ci danno una mano su questo e anzi ci spronano. Il professor Rosato, il mio direttore, ci ha sempre spronato molto da questo punto di vista, in modo tale anche di essere noi fautori di quello che facciamo domani, non sempre essere presi per mano. E questo ti dà anche una consapevolezza di quello che tu sei in grado di fare, che puoi anche fare. Cioè, siete intrigati anche da queste figure importanti che vi danno la possibilità di sperimentare. Mentori, ma anche il dottor Gottardi. Il dottor Gottardi è a Castelfranco, io sono a Padova, e siamo una trentina di chilometri l'uno dall'altro, anzi forse un pochino di più, però comunque noi ci teniamo in contatto, non dico quotidianamente, ma per tante iniziative, per tanti progetti che facciamo, e soprattutto siamo anche spronati ad avere contatti al di fuori dello IOV con altri ospedali, con altre istituzioni, e questo aiuta molto nella crescita personale e anche poi per raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di trovare una cura o comunque dei biomarcatori, una qualsiasi cosa che possa portarci avanti nel nostro lavoro. Dottor Ponzin, quanto importante è la tecnologia? Non so se voi siete andati a visitare questa fondazione, la Banca degli Occhi, una strumentazione che veramente rimani incredibilmente sorpreso. La scienza e la ricerca e la tecnologia hanno fatto passi da gigante. Siamo preparati a questo? Abbiamo abbastanza figure preparate, dottor Ponzin? Prego. Aveva cominciato con una domanda facile, ma poi l'ha trasformata in una domanda difficile, perché dire se siamo preparati, allora io no, io sono un nativo analogico e arranco, come dire, per seguire i progressi tecnologici. Vedo fortunatamente che i miei colleghi, insomma i miei figli stessi, ma insomma i miei colleghi che appartengono a generazioni ben più giovani, molto più facilmente, molto più spontaneamente interagiscono con le macchine e le gestiscono. Non credo tanto sia
il problema della tecnologia, diciamo, fine a se stessa, ma è come interpretare i risultati che ci dà la tecnologia, oppure come dialogare con questa tecnologia nel caso del web e nel caso dell'intelligenza artificiale. Forse è un tema che va discusso e affrontato anche tenendo conto sempre del punto di vista del paziente, non solo di quello dell'operatore. Mi è piaciuta molto la riflessione che ha fatto il collega prima, quando insomma parlava della necessità di approcciarsi ai pazienti che arrivano magari con informazioni già scaricate dal web o che hanno bisogno di consigli e che poi cercano nel web verifiche, eccetera. Questo è un tema che noi medici dobbiamo gestire, perché è un tema che può fuorviare notevolmente il paziente. Io lo prendo diciamo sempre molto seriamente, perché ci sono pazienti molto scafati, molto diciamo così, molto critici, che hanno sviluppato, che hanno diciamo capacità critiche molto sviluppate, ecco, e quindi in genere padroneggiano bene, ecco, l'aspetto umano e l'integrazione che può arrivare dal web. E invece ci sono pazienti che si presentano in ambulatorio con pacchi di stampe di download dal web, e già con la testa in genere abbastanza confusa relativamente ai percorsi ottimali. Io cerco sempre di avvertirli che nel web tutto ciò che è gratuito corre spesso il rischio di essere pubblicità e non informazione, quindi bisogna stare molto attenti a trovare informazione e non pubblicità. Insisto, nel web molto spesso stanno cercando di venderci qualcosa, non stanno cercando di informarci in modo disinteressato. Questo è un aspetto fondamentale. Il web poi, dal punto di vista dei pazienti, è un concentrato di negatività, devo dire. Cioè nel web sono riportate sempre le esperienze più tremende, si incappa facilmente in casi singoli che sono abbastanza spaventosi. È chiaro che se tutte queste informazioni non vanno un attimo digerite e gestite nel contesto, rendono l'approccio alla medicina difficile da parte del paziente, e soprattutto incrinano fortemente la sua fiducia. Se invece la sua domanda, Mirella, era rivolta semplicemente alla tecnologia e alle grandi rivoluzioni che ci sono state ultimamente, per esempio l'oculistica direi che è un campo dove le innovazioni tecnologiche la fanno veramente da padrona. Abbiamo avuto direi da 15 anni a questa parte tutta una nuova generazione di apparecchiature che si basano sulla luce coerente, sulla luce laser, visibile, non visibile, ma che ci permettono davvero di entrare nei tessuti oculari e di carpirne molti segreti, e quindi di vedere spesso, prima delle malattie, vedere i fattori di rischio delle malattie. E questo è un bel vantaggio per il paziente, soprattutto perché se riusciamo a lavorare sui fattori di rischio e a eliminarli quando li conosciamo, spesso riusciamo o a rallentare la malattia o a fare in modo che faccia meno danni. Ecco, quindi queste sono innovazioni molto importanti che abbiamo avuto. Grazie dottor Ponzin. Questa cura, dottor Gottardi, ma soprattutto questa prevenzione. Ecco, parliamo di tumori, questo tumore al seno, noi vediamo sempre molto, anche dalle telefonate che ho ricevuto, pazienti molto giovani che si ammalano, lo stile di vita, si cerca di fare prevenzione, mai abbastanza a mio avviso, perché abbiamo ancora
un forte distacco da quella che è la realtà di numeri che dovrebbero veramente fare più prevenzione anche come donne, anche se devo dire la verità, di fronte agli uomini siamo al top, perché l'uomo fa molta fatica a arrivare dal medico e a curarsi. Ma soprattutto questo tumore, tanti tumori sono stati sconfitti grazie proprio alla prevenzione, a questa prevenzione che è stata fatta, eppure non riusciamo ancora a capire cosa fare. L'inquinamento, è lo stile di vita, il mangiare, cosa c'è che non va? Perché ci si ammala così, con numeri così importanti di tumore? E se ne parla anche poco, a mio avviso. Io veramente cerco di fare il meglio per avere sempre degli ospiti veramente importanti, per far capire l'importanza di conoscere, di capire e di non aver paura, ma di fare prevenzione. Prego, dottor Gottardi. Sì, è un argomento dove serve fare un po' di chiarezza, certo. Sicuramente. Allora, gli stili di vita sicuramente possono aumentare il rischio di un tumore, di molte malattie, in questo caso stiamo parlando dei tumori. Ovviamente aumentare il rischio non significa che succeda con certezza, così come non aver nessun rischio non significa che non succeda mai. Sicuramente si aumenta la probabilità, cioè io posso passare molte volte con il rosso, ecco, e mi va sempre bene, e posso passare una volta invece passare al semaforo con il verde e magari vengo investito da quello che parla col rosso. Ma chi passa, se si prendono i grandi numeri e prendiamo molte persone che passano col rosso, sicuramente troveremo molti più incidenti e probabilmente molti più morti da incidente stradale in chi si mette in queste condizioni. Quindi la prevenzione, i corretti stili di vita, l'alimentazione, il fumo di sigaretta, il consumo di alcol, sicuramente servono campagne che riducano, che proteggano le persone, che introducano dei comportamenti virtuosi. Ma c'è d'accordo col professor Silvio Garattini, che ha detto che è contro l'alcol in tutti i sensi, anche se siamo nella regione, come dice lui, regna l'alcol. Allora, voglio dire, ci sono anche segnalazioni che un bicchiere di vino rosso possa essere protettivo per l'apparato cardiocircolatorio. Direi che io sono assolutamente contro, se non alla cosa in sé, a culture che sdoganino una cosa come non dannosa. In realtà tutto può essere dannoso e servono delle riflessioni che non siano condizionate da dei credo personali o da degli interessi. Detto questo, noi poi osserviamo, e questo può essere interpretata come una notizia positiva o negativa, questo me lo direte voi, vediamo un aumento dei tumori come numeri anche per altri due motivi. Uno, che un fattore di rischio è l'aumentare dell'età, è un processo fisiologico, il termine forse non è proprio corretto, però insomma oggi la popolazione anziana è molto più espansa grazie a molte conquiste sociali, di salute pubblica, economiche, e l'età è il principale fattore di rischio di molte malattie, anche dei tumori. E poi abbiamo a volte anche la percezione che i tumori siano molti di più, mi spiego. Su molte malattie del sangue, ad esempio, che magari non siamo ancora riusciti a guarire, ma oggi riusciamo a cronicizzare anche con una qualità di vita normale. La mammella, parlando di un ambito non mio, è sicuramente questo. Oggi abbiamo persone che hanno delle recidive dopo 18-20 anni, nel frattempo magari in questi anni arrivano nuove terapie che spostano ancora al di là l'asticella. Però sono persone che continuano ad essere seguite, quindi uno viene negli ambulatori oncologici e trova gli ambulatori pieni, dice mamma mia quanti malati. Sì, ma lo dico in maniera forte, 25 anni fa magari questi ambulatori erano più vuoti perché molte di quelle persone erano già morte. Allora resta il concetto di prima, la nostra stella polare deve essere quella di interpretare i dati. Su molte malattie noi vediamo un aumento della prevalenza, cioè del numero di malati, ma dell'incidenza, cioè di quanti nuovi malati all'anno, in realtà vediamo una stabilità. Quindi tenderei a dare un messaggio che non sia negativo o allarmante. O allarmante. Ciò
quando si dà un messaggio che non è allarmante, però spesso si rischia di sdoganare comportamenti che siano rischiosi, questo no. Voglio dire, la prevenzione e gli atteggiamenti, gli stili di vita corretti devono rimanere tali caposaldo della salute pubblica, non solo nell'ambito dei tumori, ma delle malattie cardiovascolari e di tante altre malattie. Dottor Gottardi, cos'è che la preoccupa di più in questo momento, nel 2025? Lei che è nel pezzo, che vede la difficoltà anche di avere questi operatori, questi giovani, molti se ne vanno all'estero, poi chiederemo anche all'altro medico ricercatore. Ecco, cos'è che la preoccupa? Perché i messaggi che arrivano non sono tranquillizzanti, mancano numeri, non c'è niente da fare. Ecco, cos'è secondo lei? Come si può intrigare? Ecco, è colpa delle università, numero chiuso? No, non è colpa delle università, numero chiuso. Ecco, cosa vede lei di così questo pubblico privato? Ma non è vero, io ieri non mi ricordo con chi ho parlato, ho detto ma non è vero, i medici ci sono nel privato. Ecco, non manca niente, basta capire dove vogliamo andare a parare. Lei dove vuole andare a parare, dottor Gottardi? Lei mi mette in una situazione difficile, ma non posso esimermi dall'espormi. Allora, io credo che si parla molto che mancano medici, io credo che questo sia un tema che viene spesso amplificato in maniera non corretta. Mancano i medici nei posti giusti. Bravi. Mentre sicuramente c'è il tema degli infermieri, quelli sicuramente mancano. Allora ci sono le professioni non sono tutte uguali. Adesso io se penso ai medici del pronto soccorso che subiscono aggressioni, perché al pronto soccorso è la frontiera, no? Quindi non si sceglie niente. Molti turni di notte, rischi, perché poi hai un rapporto con un paziente che non è continuativo, no? Mentre io spesso i pazienti li seguo per mesi, quindi anche a fronte di mie scelte che possono essere non corrette, chiamiamole anche errori, ho la possibilità poi di mettere un rimedio. Il medico del pronto soccorso spesso si gioca tutto subito. Allora è difficile pensare che ci sia attrazione per una professione di questo genere quando magari facendo un altro tipo di attività in centri, e non è un attacco al privato, ma voglio dire è il mercato, ma in altre situazioni io con una qualità di vita molto migliore quei soldi me li porto a casa di un mese dopo una settimana o anche meno. Allora serve identificare, ci sono degli ambiti della sanità che sono più complessi, che sono più stressanti, che sono più a rischio di errore e lì qualche risorsa va messa. Nello Stato sociale quello che io vedo, io non credo che ci sia un deficit di finanziamento in generale nello Stato sociale, ma se uno guarda le statistiche si vede che lo Stato sociale mette molto più soldi in tasca alle persone e investe un po' meno in ricerca, in sanità e altro, e credo che in questo abbia una colpa anche il popolo italiano, nel senso che preferisce scelte che portino a un guadagno diretto perché si trova, questa è la mia opinione, poi lei con questa domanda ha portato probabilmente il mio licenziamento, ma insomma pagherò, no, sto scherzando. Allora, su alcuni ambiti sono anche costosi. Una società che poi elegge i propri rappresentanti deve interrogarsi su questo e deve decidere dove vuole mettere i soldi, questa è la verità. Questa è la verità. Guardi, io ho avuto anche il professor Avruscio di Padova e non solo lui, ripeto, tutte le eccellenze che abbiamo, e qui da Mirella parlano a cuore aperto, certo. Non c'è niente da fare perché questa, come vedete, non ci sono scalette, non c'è niente, però io sono dell'idea che dobbiamo anche parlare, dottor Gottardi. No, stavo scherzando. No, ho capito, però dico perché non si può più stare zitti un certo momento, bisogna dire le cose come stanno, dopo ognuno fa le proprie riflessioni, nel bene, nel male, chi è d'accordo, chi non è d'accordo, però le riflessioni vanno fatte a voce alta, certo. Perché noi abbiamo tutti il diritto di capire chi siamo e dove, come dice lei, vogliamo parare. Come possiamo parare bene? Se abbiamo la conoscenza corretta, se ascoltiamo le persone competenti che sanno. Ecco, questo è il ruolo che io cerco di fare con la mia trasmissione. Leone da Tre Baselli, che vai Leone veloce. Ciao Mirella, grazie, saluto io.
Allora, si diceva prima, con l'ospite precedente che avevi, che i pazienti spesso non si fidano e vanno a informarsi da una specialista. Allora, mia nipote aveva la suocera che doveva farsi la cataratta. Allora la suocera, che abita a Vigonza, che abita vicino a Padova, voleva farsi l'intervento a Padova. Mia nipote ha detto: guarda che non è un intervento difficile, lo puoi fare anche a Campo San Piero. Allora l'ha convinta, l'hanno portata a Campo San Piero. Adesso hanno fatto questo intervento e la suocera ha perso l'occhio. Allora adesso mia nipote è in colpa perché ha portato la suocera a Campo San Piero. La suocera è arrabbiata con mia nipote perché l'ha portata a Campo San Piero. Allora adesso di questo chi risponde di tutto questo? Apparentemente c'era una patologia che non si erano accorti, ma adesso c'è tutto questo ambaradà che uno dice: e chi ne risponde di tutto questo? Ciao Mirella, grazie. Ecco, speriamo non passi questo messaggio perché sono bravissimi, può succedere di tutto e di più, come sempre si è detto naturalmente, poi risponderà il dottor Ponzini. Quello che volevo chiedere invece all'altro ospite molto importante che abbiamo questa mattina, che è Edoardo Peroni, questo ricercatore nella scienza, ma soprattutto capire come dobbiamo muoverci anche noi, perché noi abbiamo visto purtroppo, e qua lo devo dire come ha detto il dottor Gottardi, con la pandemia è successo di tutto e di più. Noi abbiamo sentito dei professionisti molto validi e contrari a quello che la scienza diceva, non credevano alla scienza. Io ho avuto una scienziata giovane e lei ha detto: dottor Peroni, ma se non credete alla scienza, se io non credessi alla scienza, cosa si può dire nella scienza? 1 + 1 fa 2, non c'è niente da fare. Quello è il numero perfetto. È vero, non è vero? Lei cosa risponderebbe se avesse questa ricercatrice che dice la scienza con la ricerca sono fondamentali, 1 + 1? Ecco, la scienza e la ricerca assieme danno il numero perfetto, corretto. Sì, che poi 1 + 1 faccia sempre 2, insomma, è discutibile. È discutibile, opinabile. Tuttavia, di sicuro le cose devono andare a braccetto. Noi di Performa Mentis Nostra non dobbiamo basarci su delle evidenze scientifiche, perché altrimenti, anzi, dopo ci sono anche delle evidenze statistiche che ci permettono poi di dire se un trattamento che studiamo contro delle cellule tumorali piuttosto che delle altre, oppure se studiamo dei geni che vengono espressi in determinate zone di un tumore piuttosto che in altre, o se riusciamo a definire un biomarcatore per un tumore piuttosto che un altro, e via dicendo. Noi abbiamo bisogno delle solide evidenze scientifiche, anche perché sono cose che poi un domani potrebbero andare ad incidere sulla diagnosi, sulla prognosi e sul trattamento del paziente. Di conseguenza noi per forza di cose dobbiamo far fronte a, chiamiamoli, a questi dogmi che per noi sono la scienza, che però non sono dogmi che devono essere fermi, ma sono tutti dogmi poi messi in discussione, perché è anche il nostro lavoro mettersi costantemente in discussione. E questa è la cosa molto importante, secondo me. Poi la pandemia, nel senso, al di là di quello, posso dire che è anche stato un po' un acceleratore per tante cose, perché basti pensare che i vaccini contro il virus del SARS-CoV-2 in realtà erano appunto dei vaccini pensati per i tumori, ed erano ormai una decina d'anni di cui se ne parlava e si faceva. La pandemia, per forza di cose, ha dato una spinta che nell'arco di un anno scarso siamo riusciti ad averli, ed erano le stesse cose che si facevano appunto a livello tumorale. E questa è una cosa estremamente importante, e anche perché oggettivamente ha creato nel senso, non è un discorso di libertà il fatto di doversi, che ci è stata tolta la libertà perché siamo stati vincolati a un vaccino. Ce l'ha data, a parer mio, una libertà, perché è stato quello poi che ci ha tirato fuori, e di riacquisire la libertà che poi siamo riusciti a mantenere ora come ora
uscendone. Dottor Peroni, la ringrazio per queste parole che ha detto, fanno molto bene quello che lei ha detto. Posso aggiungere un commento? Prego, ci mancherebbe, dottor Peroni, prego. Il dottor Gottardi. Poi eventualmente può integrarlo il dottor Peroni, che è un illustre scienziato. La scienza va tolta l'idea che dica sempre la verità, anzi uno dei principi scientifici è anche quello di cercare di confutare quanto precedentemente ho dimostrato per fare un ulteriore passo di conoscenza. La cosa su cui non si può derogare, la vera differenza secondo me è il metodo più che i risultati, che un giorno ci arriverà qualcuno che dirà che quello che ho detto io è sbagliato, che quello che ha detto lui è sbagliato o è diverso, può essere... Il metodo significa non passare un'evidenza e dirla devi crederci perché l'ho detto io Michele Gottardi, ma perché qualcun altro da qualche altra parte del mondo facendo le mie stesse cose ottiene gli stessi risultati. Si chiama riproducibilità del dato, toglie gli aspetti personali, che possono esserci, io posso essere banalmente affezionato alla mia ricerca e quindi essere portato a vedere solo alcune cose. La riproducibilità del dato, cioè che quello che dico io possa essere verificato anche da lui, lo introdusse come concetto un certo Galileo Galilei. Quindi credo che, non so se sei d'accordo Edoardo, che la cosa più importante non sia far passare l'idea che gli scienziati non sbagliano mai, che i medici non sbagliano mai, perché non è vero, ma ciò di cui non si può andare in deroga è il metodo. È questo secondo me la cosa importante, anche nella pandemia scopriremo tante cose che potevano essere fatte meglio, scopriremo cose meglio anche riguardo i vaccini e a 1000 altri aspetti. Ma il metodo deve rimanere un caposaldo che ci deve guidare tutti. No, ma di fatti è tutt'altro che matematica e come dicevo prima è continuamente mettersi in discussione su quello che poi anche noi consideriamo cose importanti per il nostro lavoro. Quello che la ringrazio, correttissimo quello che avete detto tutte e due. Io ho due amiche che purtroppo hanno avuto questo problema al seno, questo tumore al seno, e stanno facendo la chemioterapia. E le ho sentite proprio ieri sera e loro sono sbalordite dal terrore che avevano all'inizio alla cura che stanno facendo, quei risultati che loro vedono, le sensazioni che provano. Mi hanno detto ieri sera, beh, se questa è la cura io non avrei mai immaginato. Mirella, sto bene, non ho nessun problema, non ho nausea, non ho niente di niente, è come prima. E sono sbalordite e dico, ma quanto passi ha fatto la scienza e la ricerca, mi hanno detto loro. E ho detto, beh, se mi dici così vuol dire veramente tanti, ma soprattutto è vivere questo momento drammatico, con questo male terribile, in maniera meno paurosa. E questo grazie alla ricerca, perché questi farmaci che prendono è dovuto alla ricerca, alla scienza messa assieme che ha prodotto questi nuovi farmaci, una volta impensabili, perché io mi ricordo quanto male stavano durante la chemioterapia le persone, prima, dopo, durante, e se riuscivano. E sentire questo dà la forza, perché sono messaggi che poi io dico in televisione, non abbiate paura, ecco li invito qui, parlano, si mettono in prima linea, aiutano voi, fanno sfilate, fanno di tutto pur di far capire l'importanza della prevenzione. Ma non basta, dottore Peroni, perché ci vuole la ricerca e la scienza. E qui bisogna, ecco il messaggio che invece fa Mirella, è investite sulla scienza e la ricerca, perché abbiamo visto se investi il vaccino in quanto poco tempo è arrivato, si è fatta squadra, perché i grandi della terra avevano paura di morire, dottor Peroni, ma tanta paura, hanno detto no, soldi a palate, i soldi a palate sono andati a buon fine e sono arrivati i vaccini. Ecco, quanto potere alla ricerca se si investe, ecco questo è l'obiettivo, perché grazie poi alla tecnologia noi riusciamo ad avere dei risultati incredibili. Prego, dottor Peroni. Sì, questo senza dubbio, anche perché bene o male noi adesso ormai da un po' andiamo sempre più per un approccio di medicina personalizzata nei confronti di determinati pazienti, e questo appunto come anche per una profilazione genetica
sia nel trattamento che nella diagnosi, che poi nella prognosi di conseguenza, e anche eventualmente per poi vedere se un trattamento può dare refrattarietà o meno, e questo prolunga la vita delle persone. Ci sono molto meno, nel senso non c'è più un approccio detto in inglese one size fit all, ossia che quello che si fa può andare bene per tutti, tutt'altro, ma quello anche per un semplice zerinolo, insomma, a qualcuno funziona, a qualcun altro no, quindi si parla anche di cose molto più basilari. Però la corretta profilazione di un paziente che ti permette di capire se porta purtroppo delle varianti genetiche che ti permettono però tuttavia di trattarlo in una maniera o nell'altra, porta ad avere meno problemi per il paziente e soprattutto anche a un migliore successo terapeutico, e questo è essenziale e sarà il domani. Cioè è il presente e molto più il domani. E questo è un buon auspicio. Abbiamo la nostra Nadia, non a caso Nadia ha chiamato. Vai Nadia. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi graditi ospiti. Buongiorno. E niente, io confermo quello che hai detto. La terapia, io l'ho finita al 9 aprile, posso confermare che non mi ha dato più di tanto di disturbi. E ne ho fatto da gennaio al 9 aprile ogni settimana, più un ciclo da ottobre a dicembre. Il primo è stato un po' tosto perché era all'inizio, non sapevo cosa andavo incontro. Comunque ho perso i capelli, però altre, non so, mancanza di appetito, nausea, io non ho avuto niente di niente, solo un po' di stanchezza dopo 2 giorni, 3 che avevo fatto la chemio. Però è fatta, ogni persona è a sé, perché penso che un fisico di un'altra persona ha fatto le controindicazioni. E adesso sto bene, adesso sono arrivata poco tempo fa, che sono andata a fare il prelievo del sangue, adesso mi stanno dando gli anticorpi per 13 sedute e ne avrò ancora per un po' di tempo, ma comunque sto bene, sto come prima. Grande Nadia, questi sono i messaggi che a me fanno molto piacere, perché questa è l'informazione corretta, ecco, che viene supportata dalle telefonate che dicono quello che abbiamo detto alla fine. Ecco, grazie a queste persone, a questi ricercatori, ne abbiamo uno questa mattina, questo dottore che sta spiegando veramente l'importanza anche di capire i numeri, di leggere i numeri, ma leggerli assieme. Ecco, questa squadra che lavora in sintonia, in armonia, ecco, ed è una cosa veramente importantissima, e spero che la politica, noi politicanti, i politici, quelli veri, quelli seri, quelli che capiscono l'importanza di quello che stiamo facendo anche noi come informazione, diano il valore giusto con dei numeri giusti, perché mancano i numeri, dottor Peroni e dottor Gottardi, e potremo avere questi numeri, basta spenderli nella maniera giusta, togliere quello che non serve e investire su quello che serve, perché sennò si spezzetta e non va bene. Allora, dottor Ponzi, abbiamo sentito la telefonata del nostro da Trebasele Leone, ecco, spieghiamo bene, perché dopo se no prendono paura a casa, non è proprio così, può succedere, è capitato, bisogna vedere, c'è sempre un punto di domanda. Dottor Ponzin, a lei. Sì, credo si riferisca al racconto sull'intervento di cataratta. Sì, sì. E dunque vorrei provare a rispondere usando il linguaggio dei 2 colleghi che hanno fatto una testimonianza che sottoscrivo completamente relativamente a quello che è il metodo scientifico e la scienza.
Ora, l'intervento di cataratta è un intervento, io credo sia stato un po' banalizzato per il fatto che è un intervento molto frequente. Pensate che in Italia si fanno circa 600.000 interventi per cataratta all'anno. E tuttavia è un intervento affatto banale, perché è un intervento invasivo in cui insomma si entra nella parte anteriore dell'occhio con degli strumenti che devono eseguire una serie di operazioni. Ora, io naturalmente, per tutta onestà, non posso dire cosa sia successo e perché, diciamo, questa persona che è stata operata di cataratta non sia contenta del risultato. Quello che bisogna dire all'inizio ai pazienti è che l'intervento di cataratta è un intervento che assicura ottimi risultati in termini di rischio-beneficio, nel senso che il numero di interventi che vanno bene con grande soddisfazione da parte del paziente, quindi miglioramento della qualità della vita, supera ampiamente il numero di interventi che non vanno bene. Non lo so, faccio un esempio: nell'intervento di cataratta il rischio infettivo oggi è inferiore a un caso su 10.000, per dire, no? È chiaro che però noi non possiamo dire al paziente che lui non sarà quel caso che capita ogni 10.000 volte. Quindi la comunicazione che facciamo deve essere sempre fatta parlando in termini di rischio-beneficio e senza mai banalizzare quello che vogliamo offrire al paziente come percorso di cura. Direi che questo è anche un atteggiamento scientifico, quindi forse più che dire che la scienza ci permette di dire che 1 + 1 fa sempre 2, in realtà quando si parla dell'organismo umano, che è un sistema estremamente complicato, dobbiamo ammettere che non abbiamo quasi mai 1 + 1 che fa 2, abbiamo qualche volta 0,8, 0,7, 1,1 e quindi abbiamo mediamente un 1 che sommato a un altro 1 mediamente fa 2, ma non sempre il risultato è quello atteso. Questa è la medicina e la scienza, e la medicina, usando il metodo scientifico da cui non possiamo derogare, perché ci sembra che ragionevolmente sia il metodo più giusto per capire come funziona il mondo, cioè il metodo basato sulle evidenze. Questo metodo ci consente un passetto alla volta di migliorare e di capire e di fare un piccolo passaggio in più, un piccolo miglioramento in più. I successi anche in termini di qualità della vita, delle cure oncologiche che sono state riferite prima, di cui abbiamo sentito parlare prima, non sono arrivati così, sono arrivati dopo 50 anni di lavoro e di affinamento delle chemioterapie, di ricerca sui tumori, sulla loro eziopatogenesi e di cercare sempre nuovi approcci contro questa malattia che è molto sfuggente, che è proteiforme, si manifesta in tanti modi, eccetera. Quindi la sfida che noi abbiamo è quella, io direi, della comunicazione onesta nei confronti dell'informazione, informazione onesta nei confronti dei pazienti. Ed è stato anche un po' un grande malinteso che è stato amplificato durante la pandemia. La scienza non si può proporre come portatrice di verità in senso assoluto, però la scienza è un modo onesto per cercare la verità, e in questo percorso onesto si fanno anche degli errori, perché quando lavoriamo in condizioni, diciamo, statistiche ancora deboli, possiamo fare anche degli errori. Questo devono saperlo gli scienziati, ovviamente lo sanno, e devono saperlo anche i cittadini, perché è un percorso che si fa assieme. Peccato, per esempio, che durante il Covid, ma questo lo diceva molto bene il collega Gottardo prima,
alcune diciamo scelte e alcuni problemi che abbiamo avuto relativamente all'utilizzo, non utilizzo, vaccini, presidi eccetera, siano stati anche ideologizzati, e questo è stato un errore fondamentale, no? Pensare che se mi vaccino sono di un colore e se non mi vaccino sono di un altro colore e cose di questo genere. Questo ha portato grandi ma messo divisioni. La politica, dottore, non eravamo così agli inizi, anzi tutti volevano il vaccino, poi hanno parlato certi politicanti non politici ed è successo quello che è successo. Insomma, purtroppo, è vero, purtroppo. Allora, dottor Gottardi, io so però che ci sarà anche un altro congresso a Castelfranco Veneto, cosa ci racconta? Presso Villa Bolasco, che è sede dell'Università di Padova, il 22 maggio, quindi fra pochi giorni, terremo un meeting, un congresso con i migliori esperti nazionali e internazionali su un gruppo di patologie che si chiamano malattie mieloproliferative croniche, che se poi vorrà dirò di cosa si tratta. Lo dica, dottor Gottardi. Solo per cercare di essere semplice, il sangue viene prodotto da una fabbrica che lo produce, che si chiama midollo osseo, che è la parte più interna delle ossa, no? Quello che noi mangiamo con gli ossi buchi, per intenderci, ecco. E questo tipo di malattie hanno due caratteristiche: producono cellule sostanzialmente che funzionano normalmente, ma come tutte le fabbriche che producono in base alle richieste del mercato, in questo caso saltano alcuni meccanismi, gli interruttori lo tengono sempre acceso e il midollo lavora più del dovuto, producendo troppi globuli rossi, troppi globuli bianchi, troppe piastrine, rendendo il sangue più vischioso e causando danni indirettamente attraverso la possibilità di indurre fenomeni trombotici, cioè coaguli, ictus, infarti. Poi ce ne sono alcune che sono più aggressive come la mielofibrosi, e la seconda caratteristica è che possano alcune nel tempo evolvere verso forme acute, quindi forme di tipo leucemia acute più aggressive, e quindi cambiando il paradigma sia della gravità che del trattamento. Su queste malattie oggi c'è un grande interesse, parleremo al mattino di aspetti biologici, cioè di quei meccanismi di cui il dottor Peroni è grande esperto, soprattutto di ciò che può essere l'interazione tra le cellule tumorali e il tessuto sano in cui si trovano, perché in realtà è un ecosistema in cui spesso le stesse cellule sane, pur essendo sane, danno un aiuto al tumore, il tumore si fa dare un aiuto da queste per proliferare. E al pomeriggio invece parleremo di aspetti più clinici, quindi quali terapie stiamo sviluppando e quali sono le prospettive più prossime di queste terapie, con lo scopo proprio di rendere le terapie non uguali per tutti, ma come un vestito su misura nella specifica persona. Avremo anche l'onore di avere un grosso ospite internazionale, che è il professor Hasselbach dalla Danimarca, che è sicuramente in Europa il numero uno nello studio dei meccanismi dell'infiammazione, cioè come l'infiammazione di base dà linfa vitale a questi tumori per essere più aggressivi. La parte biologica lascio due parole a Edoardo. Al dottor Peroni. Sì. Vediamo se c'è ancora la nostra Paola da Padova. Sì, certo. Ciao Paola, scusami, ma sai che devo finire anche, prego. Non mancherebbe altro, tanto ero qua a orecchie tutte aperte, perché c'è solo da imparare, anche se non abbiamo la competenza, però quei due neuroni riescono a capire che ci sono persone eccezionali e abbiamo solo da imparare. Sì, che grazie infinite per questi ospiti, per il tuo lavoro e per l'opportunità. Ciò detto, tutti ovviamente vorremmo, più che dare dei messaggi, dire che le nostre esperienze sono tutte ottimali o quantomeno buone o decenti, però purtroppo la realtà si sa, come diceva adesso il dottore, la realtà è fatta anche di errori, e è chiaro che a chi che tocca l'errore e poi o muore o resta invalido per la vita è un amaro duro da buttare giù, però ci sta. Però quello che non ci sta è che sì, che ci sono tante eccellenze come i due medici che hai stamattina, però la realtà, la normalità non è fatta di eccellenze per tempistica, per numeri, per costi, è fatta di persone molto, molto mediocri,
o poco mediocri, ma soprattutto quello che è disperante che l'errore viene fatto per noncuranza o per solo una questione di quattrini. Non sto naturalmente a dire tutte le esperienze che ho vissuto tra me e la mia famiglia, per non portare via tempo troppo prezioso per sentire queste due meravigliose persone, però questo è il problema. E l'altro problema su quanto riguarda la ricerca, ma io credo che sarebbe ancora una ricerca migliore se non fosse sovvenzionata, cioè pagata, come dice il grande professor Garattini, dalle ditte farmaceutiche al 93%, che loro ovviamente guardano solo i quattrini e non guardano ovviamente la salute. Paola, devo chiudere perché sennò non ce la faccio. Abbiamo sentito le riflessioni di Paola, ognuno fa le proprie naturalmente. Quello che vorrei chiedere invece al dottor Peroni, io ho avuto proprio questa settimana l'associazione dell'AISM, sclerosi multipla, con 3 donne giovanissime che hanno questa patologia, dove loro hanno raccontato che prendono 20 pastiglie e sono strafelici perché queste pastiglie rallentano quello che è il progredire della malattia. E loro hanno detto, e mi hanno veramente commosso, detto: vedi Mirella, non avevi i tacchi alti, io porto questi tacchi grazie a questi farmaci che prendo, che mi aiutano a fare una quotidianità normale. Perciò ve lo dico a nome di queste pazienti, grazie a voi ricercatori, veramente grazie per quello che state cercando di fare, di dire, di far vivere queste persone con queste patologie gravissime, perché penso, quando parliamo di sclerosi multipla abbiamo detto tutto, chi capisce, ecco, e vederle sorridenti, felici, e credere nella scienza e nella ricerca, perché questi sono i messaggi che mi interessano, dottor Peroni, da queste persone che davanti alle telecamere dicono: credeteci alla ricerca, alla scienza, guardate noi, fino a poco tempo fa non avremmo potuto fare questo. Ecco, cosa vuole, ecco, loro sempre la stanno ascoltando, sono sicura. Dottor Peroni, cosa vuole dire a queste giovanissime donne che hanno questa voglia di vivere e che vivono grazie a questa scienza e ricerca che ha fatto veramente passi da gigante? E che devono mantenerla questa voglia di vivere ed essere caparbi e di credere in quello che facciamo, anche perché noi, bene o male, è la nostra passione, è la nostra vita, pertanto se il nostro lavoro lo onoriamo fino alla fine, ma anche per noi stessi noi siamo gratificati di avere dei risultati su quello che facciamo, e alla fine è un circolo virtuoso che è sia paziente che medico che ricercatori, è tutto coadiuvato assieme al fine di poter vivere al meglio queste, chiamiamole brutte esperienze, perché di preciso effettivamente lo sono, però noi col nostro lavoro cerchiamo di portare al meglio queste situazioni, ecco. Che poi si vedono e sono veramente, c'è un passaparola che è fondamentale, che è fantastico. Se ce l'hanno fatta loro, ce la posso fare anch'io, perché questo è il messaggio che poi arrivo a casa. Se vivono bene loro, posso arrivarci anch'io a vivere meglio. Anche a livello psicologico sono messaggi fondamentali. Questo senza dubbio. Difatti noi allo IOV abbiamo un'unità di psicologia che segue queste persone, proprio per dare una mano anche ai caregiver, quindi alle famiglie dei pazienti, ai pazienti stessi, e anche a chi, penso, e anche a chi ci lavora, perché sono colpi, sovente sono colpi non indifferenti quando qualcosa va male anche per chi cura. Allora, non ho la locandina del congresso del dottor Gottardi perché non me l'ha mandata, però ci ha portato in presenza questo fantastico medico. Ecco, cosa vi aspettate da questo congresso, dottor Gottardi? Poi sentiamo il dottor Peroni. Beh, io mi aspetto innanzitutto che sia positivo nel suo ruolo di fare educazione a chi parteciperà, quindi approfondire le nostre conoscenze. In realtà la cosa su cui più conto
conto è che da questi meeting, che spesso riuniscono in un'unica sala persone molto lontane per interessi, anche geograficamente lontane, possano nascere reti di collaborazioni prevalentemente internazionali. Lo scambio delle conoscenze oggi è più semplice e solo lavorando in grossi gruppi, in reti, come si usa spesso dire, si fanno veramente degli avanzamenti. Peraltro penso di poter dire che l'istituto in cui lavoro mette molto impegno nella ricerca, destinando molti fondi anche, e lo dico, accetto ovviamente perché le critiche vanno accettate, posso dire che è un istituto che è molto libero e svincolato anche da interessi economici delle aziende. Poi ci sono anche le sperimentazioni sui farmaci, ovviamente, dove le aziende non possono essere tenute fuori perché lo producono loro. Però con il 5 per 1000 dello IOV, che invito a andare nel sito a verificare, con i fondi ministeriali, molti progetti sono proprio liberi da ogni tipo di condizionamento commerciale, e in particolare su questo tipo di patologie direi che proprio siamo molto sereni da questo punto di vista. Senza dubbio. Dottor Peroni, che messaggio lancerete con questo congresso come ricercatori? Lanceremo un messaggio di sicuro di collaborazione, di novità. Noi allo IOV siamo fortunati perché nella mia unità abbiamo delle tecnologie di trascritomica spaziale, di profilazione genetica all'avanguardia, ce ne sono pochissime in Italia, e sarà un modo per condividere i nostri risultati, i nostri dati anche con altre persone, con altri colleghi in giro per l'Italia e in giro per il mondo. E questo proprio perché noi non dobbiamo mai avere un nostro orticello personale, non bisogna essere gelosi di quello che facciamo, ma anzi proprio deve essere una questione divulgativa e collaborativa tutti assieme. Questo è fondamentale. Sentiamo e vediamo anche la locandina del dottor Ponzin venerdì 16 maggio. Ecco, che messaggio lancerete, dottor Ponzin? Cosa vi aspettate? Questa rete che si sviluppa sempre di più tra addetti ai lavori per cercare di migliorare sempre di più, di scambiarsi proprio questi risultati eccezionali che arrivano poi a noi. Prego, dottor Ponzin. Ma hanno ragione i colleghi, cioè ormai al giorno d'oggi la sfida è sempre una sfida collettiva, e io penso che sia da vedere con grande favore il fatto che oggi abbiamo la possibilità che non avevano i ricercatori di un tempo, i medici di un tempo, di confrontarci, gli scienziati di un tempo, di confrontarci quasi in tempo reale con una platea internazionale. Queste sono opportunità straordinarie che ci fanno crescere e che ci permettono di praticare anche a casa nostra le migliori esperienze e ottenere i migliori risultati che magari possono essere anticipati da qualche altra parte invece che a casa nostra. Quindi sono opportunità straordinarie. Io approfitterei per ringraziare dell'ospitalità e salutarvi, perché avrei dei doveri clinici che abbiamo terminato, abbiamo proprio finito, dottor Ponzin. La ringrazio anzi per questa presenza che ha fatto assieme a questi illustri ospiti questa mattina, perché l'informazione è fondamentale, non c'è niente da fare. La comunicazione abbinata a un'informazione corretta, ecco, risolve molti problemi, dovremmo farne sempre di più, e vi ringrazio di partecipare a queste trasmissioni. Grazie dell'ospitalità, grazie di cuore. Grazie dottor Ponzin. Sentiamo Sandra da Padova, poi chiudiamo con gli ospiti. Vai Sandra. Ciao Mirella, e buongiorno agli ospiti illustri. Questa mattina, guarda, complimenti a tutti e tre i medici ricercatori, perché lo IOV, io sono di Padova, è un'eccellenza conosciuta in tutto il mondo. Io, come avevo già accennato una volta, sono stata operata alle cataratte, e devo dire a Sant'Antonio che è un'altra eccellenza qui a Padova, anche l'ospedale, perché mio fratello è stato operato in ospedale. E Mirella, io ho 9 decimi, sì, e io no,
ho avuto 9 decimi, leggo senza occhiali, io non sono più diversamente giovane, ma ho una certa età e io veramente è andata bene, mi è andata bene, non lo so, difatti nella certificazione dell'esito dell'operazione è scritto sono casi che succedono vista l'età della paziente. Dunque diciamo come non so se è un fatto di geni, se è un fatto non lo so, perché io, come ho già accennato altre volte, io mi controllo, faccio la mammografia, faccio tutto. Adesso fra 2 o 3 mesi farò gli esami del sangue e ricomincio. Brava Sandra, devo chiudere perché non ce la faccio più, comunque sei stata chiarissima, più chiara di così e ti ringrazio, non si può. Dottor Gottardi, come ci saluta? Con quale messaggio? Io vi saluto ringraziandovi dell'ospitalità, abbiamo detto molte cose e c'è grande lavoro da fare, non siamo dove vorremmo essere, questo è un messaggio di grande onestà e ci impegneremo con tutte le nostre forze per andare avanti. In questa rete di cui parlavamo all'inizio, oggi dobbiamo essere grati anche a Rete Veneta e a lei per l'entusiasmo e per averci aiutato a trasmettere dei messaggi che possano far capire dove stiamo andando e di cosa abbiamo bisogno per poter lavorare nei migliori dei modi. Quindi saluto tutti e vi ringrazio. Sa, dottor Gottardi, cosa penso? Siccome siamo una popolazione che sta diventando sempre di più diversamente giovane, ecco, e la denatalità si fa sentire, è meglio che ci prepariamo, facciamo prevenzione ascoltando le persone competenti, così impariamo sempre di più qualcosa, perché molti purtroppo, io ho un banco solidale, dottor Gottardi, e ho tanti diversamente giovani che non riescono neppure più a curarsi. E questo mi fa molto male e voglio che queste persone, cerco almeno di fare il possibile perché almeno, siccome mi ascoltano, mi guardano, riescono anche a capire l'importanza di conoscere e di saper dove bussare. Ecco, questo è il mio tentativo che sto cercando di fare tutte le mattine per queste fragilità. Dottor Peroni, come ci saluta? Anch'io vi ringrazio di questa opportunità, è stato veramente un piacere. E soprattutto mi piacerebbe concludere con una frase di Plinio il Vecchio: nulla die sine linea, ossia ogni giorno bisogna lasciare una linea, un tracciato per quello che facciamo, mai un giorno perso ma sempre un qualcosa per un domani, quindi un impegno che si protrae giorno dopo giorno, in modo tale che domani sia oggi e via dicendo. Meglio di così non si poteva terminare questa seconda parte di Sveglia Veneti. Ecco, questa Sveglia Veneti che sta cercando di portare queste eccellenze che abbiamo nel territorio per conoscere sempre di più e capire che non siamo soli, basta bussare e qualcuno aprirà anche per quanto riguarda la nostra salute. Grazie dottor Gottardi, grazie dottor Peroni, pubblicità. Serve per far conoscere realmente alle persone che cos'è la salute mentale, perché non è solo malattia, ma è proprio salute. Parlare di salute mentale attraverso il linguaggio della cultura e della partecipazione. Torna la 9ª edizione del Festival Robe da Matti, promosso dalla cooperativa sociale Solco, che collabora con le realtà economiche e imprenditoriali del territorio, offrendo percorsi occupazionali a persone in situazioni di difficoltà e disagio psichico. Follia necessaria, il tema della rassegna di quest'anno, un'espressione che racchiude il senso del festival, ovvero la spinta creativa e folle che diventa motore di trasformazione sociale, culturale e umana. Ancora troppi gli stereotipi, lo stigma ancora presente. L'impegno della cooperativa è dimostrare quello che apparentemente non si può fare. Quindi quello che può fare un lavoratore con una disabilità, quindi può lavorare, e di che cosa si può parlare ad una piazza, che è quello di parlare di salute mentale. Il punto di partenza è la dignità e mettere al centro la persona. Valorizzare il talento, non tra virgolette il difetto, è quello che ci spinge ogni giorno con 1000 difficoltà ad essere qui in prima linea. Il primo passaggio fondamentale è quello di avere un ruolo diverso, quindi quello di essere lavoratore è fondamentale, perché così puoi avere un ruolo nella società che non è solo quello di essere malato, ma è quello di avere un lavoro, di avere un reddito, di avere delle relazioni. Gli appuntamenti in cartellone sono il 16 maggio con l'anticipazione, il 6, 13 e 16 giugno con gli spettacoli teatrali, raccogliendo la sfida
sfida lanciata lo scorso anno dal sindaco Mario Conte, la conferenza stampa di presentazione del festival è stata organizzata all'interno della cooperativa, dove ogni giorno persone con fragilità imparano un mestiere e gettano le basi per il loro futuro. 300 coloro che in questi anni hanno intrapreso un percorso di inserimento lavorativo, una ventina ha trovato collocazione. Sempre più solida in tal senso la collaborazione con Confindustria Veneto Est. Confindustria Veneto Est crede nei valori fondamentali che anche da Solco vengono portati avanti, come quello del lavoro, come diritto della persona, chiunque essa sia, ma soprattutto anche dei temi di sostenibilità sociale come quello dell'inclusione e delle pari opportunità. Ed è con noi questa mattina Luciana Cremonese, presidente Solco, cooperativa sociale di Treviso, che si occupa appunto di malati di queste patologie mentali, non sappiamo come chiamarle, qualcuno dice sono importanti, bisogna capirle, conoscere, ma soprattutto anche capire come fare per migliorare la qualità della vita di queste persone e dei loro familiari, perché poi c'è sempre una famiglia. Presidente, cosa ci racconta e complimenti per il lavoro che veramente sta facendo lei e la sua squadra? Grazie. Allora, innanzitutto volevo ringraziare dell'opportunità, perché spesso quando si parla di salute mentale si ricava solo lo spazio della cronaca nera. Invece il mio gruppo di lavoro è convinto che bisogna parlare di salute mentale. Come si diceva ieri anche nella nostra conferenza stampa, parlare di salute è fondamentale, perché la malattia mentale non porta solo a degli squilibri. Certo, ci sono delle patologie, ci sono delle problematiche, ma la dignità della persona è quella che vale e che va messa al centro. Per questo Solco è nata nel 1992 da una follia di un gruppo di medici infermieri in una comunità terapeutica che si sono chiesti: ma perché le persone che sono qui ospitate da noi non possono fare anche delle piccole attività produttive? E da lì è iniziata la grande sfida. Oggi noi siamo un'azienda a tutti gli effetti, siamo una cooperativa sociale. Mandiamo anche le immagini, se potete, per cortesia, dalla regia, intanto che parla la Presidente, prego. Un'impresa sociale che dà lavoro a persone che hanno una patologia, che hanno una disabilità. Il lavoro è fondamentale per ognuno di noi. Se ci pensate, non avere una collocazione anche sociale crea dei problemi. Parliamo spesso, soprattutto in questi ultimi anni, di disoccupazione. È un tema molto sentito tra le persone, lasciatemi dire, normodotate, ma pensate a chi non ha occasioni, opportunità di avere un lavoro. Bene, noi questo lo facciamo tutti i giorni grazie alla collaborazione del territorio, perché è ottima l'attività che noi svolgiamo con gli enti pubblici. Abbiamo un appalto con la psichiatria dell'ULSS 2 molto attiva, dove ci mandano gli inserimenti, viene fatta una selezione delle persone che passano da noi in tirocinio, ma è fondamentale anche la collaborazione con le aziende, perché le aziende hanno compreso che noi siamo un'azienda come tutte le altre e hanno delle relazioni commerciali con noi, sapendo che però al nostro intorno i lavoratori hanno delle particolarità. Come dicevo anche ieri, sempre citando la nostra conferenza stampa, è importante capire che dietro una malattia c'è una persona, c'è una dignità e molto spesso c'è un talento che viene nascosto dal pregiudizio. Esatto. E questo è quello che noi cerchiamo di fare quotidianamente. Mi allaccio anche parlando proprio del nostro festival, perché ieri abbiamo lanciato il festival. Il festival, si pensi che è nato nel 2017 perché volevamo festeggiare i 25 anni di Solco. Abbiamo detto, facciamo una grande festa, invitiamo tutti, invitiamo i familiari, invitiamo i ragazzi, ma soprattutto invitiamo il territorio. Bene, da una festa che doveva chiudersi lì, è diventato un vero e proprio festival, che è uno dei festival conosciuti a Treviso. Perché? Perché da lì abbiamo capito, visto l'affluenza di persone che è venuta a vedere gli spettacoli, che sono tutti artisti
di fama nazionale o locale, hanno capito di che cosa noi volevamo parlare, quindi sensibilizzare sul tema della salute mentale. È per questo che il festival si fa ogni anno, è per questo che grazie anche agli sponsor che ci aiutano in questo percorso, e se mi dà la possibilità volevo ringraziarli, perché senza gli sponsor non ci sarebbe il festival. Parte. Allora abbiamo l'Abomar, la Bigaran, la Colfert, il Consorzio Intesa CCA, la Centro Marca Banca, Carat Servizi, Service Vending, e questi sono gli sponsor. Poi ci sono i partner, scusate, che sono numerosi. In primis noi coprogettiamo questo festival con il Comune di Treviso, perché noi abbiamo sede a Treviso. E abbiamo sempre trovato degli interlocutori, dal sindaco al vice sindaco, all'assessore, al sociale, alla cultura, che ci hanno appoggiato. Perché? Non perché facciamo pena, ok? Perché spesso si tende a dire la diversità, il disagio, no? Si va un po' a dire ci fa pena, ci dispiace. No, hanno compreso realmente che bisogna andare oltre a questa cosa, perché sennò diventa uno stigma sullo stigma. Quindi è fondamentale parlarne, e quindi essere qui oggi per noi è fondamentale, perché più persone comprendono il lavoro che facciamo noi come solco di inserimento lavorativo, ma ci sono molte altre cooperative nel territorio che fanno la nostra stessa attività. Noi abbiamo scelto di rimanere nell'ambito industriale, e quindi è una sfida ancora più alta, più azzardata. Però il tema di quest'anno del festival è la follia necessaria. Vede Presidente, io l'ho invitata anche per un semplice motivo. Lei ha detto quando siete nati, cosa avete fatto, cosa siete riusciti ad arrivare. Però molti non conoscono, non sanno che ci siete. Ecco, abbiamo creato, che le dicevo prima, il villaggio delle associazioni, perché molte associazioni erano stanche di non sentirsi unite in un unico obiettivo, che è quello di aiutare le fragilità. E perché questo? Perché ci sono, come si diceva anche prima, quelle grandi, quei campanili grandi, o perché economicamente appoggiate da grossi sponsor, o perché politicamente sono nel giro magico, però c'è questa miriade enorme di associazioni brave che cercano di fare, che aiutano concretamente tutti i giorni, ma non si conoscono. Lei l'ha detto prima, io penso a casa, quanti di loro hanno detto ma guarda cosa abbiamo a Treviso. Ecco, questa comunicazione, e delle volte io sto molto attenta, perché siccome sono tutti in campagna elettorale non vorrei che arrivasse poi la strumentalizzazione del sociale. E questo mi fa molta paura, perché dico, ma perché adesso e non prima? Perché all'improvviso scopriamo questa realtà? Perché c'è il supporto. Ma il supporto dovevano averlo e dovevamo averlo, perché mi metto in mezzo anch'io, visto che è un'associazione di volontariato, dopo soprattutto quello che abbiamo fatto in campo pandemia, quando noi non abbiamo mai chiuso, anzi abbiamo aiutato la politica, specialmente che era chiusa perché aveva paura di morire il Presidente. Noi invece andavamo nelle case, portavamo questi generi alimentari, vedevamo se c'era qualcosa che non andava, anche con persone molto competenti. Poi alla fine ci ritroviamo che giriamo col commercialista e paghiamo per fare i volontari, perché se lei non avesse questi sponsor, che lei ha letto, che ringraziamo, lei non sarebbe arrivata dove è arrivata, perché non è che vedo politica che ha appoggiato questo. E allora questo dico, attenzione, perché noi siamo anche attenti a questo e capiamo bene se siamo strumentalizzati o meno, perché in palio c'è la dignità delle persone, delle fragilità, e questa la dobbiamo tenere sempre molto alto, o sbaglio Presidente? No, io concordo sul fatto che spesso anche noi come gruppo di lavoro ci diciamo, ricordiamoci che quando noi usciamo, andiamo in azienda, andiamo dalle amministrazioni pubbliche, dietro abbiamo delle persone che non potrebbero farlo,
no? Io devo dire che per quel che riguarda Solco noi siamo sempre stati molto, come diceva prima, facciamo il nostro lavoro e abbiamo fatto già tanto. Invece non è così. Le cooperative, il mondo del terzo settore deve avere la possibilità e l'opportunità di prendersi degli spazi per parlare di quello che si fa. Ok? Allora, per quel che riguarda la politica, io credo che la politica abbia un ruolo fondamentale. Io sono ancora della vecchia guardia, quella che pensa che la politica non si fa, non si improvvisa, ok? Ma la politica è quello che stiamo facendo anche noi adesso. Perché? Perché è quello di parlare della polis, della città, di chi compone la città, ok? Perciò noi non possiamo usare la politica tanto quanto la politica non può usare noi, e però questo credo che dipenda molto da come noi ci poniamo. Dopodiché, ripeto, bisogna andare oltre, bisogna essere in grado di affrontare tantissime sfide e di non pensare che ci sia qualcuno che per forza lo deve fare per conto nostro. Il problema è che io, sentendo anche molte associazioni vicine anche a quello di cui si occupa di questa salute mentale, perché una salute, stare bene con la mente è salute, e sono preoccupate perché non abbiamo le strutture adeguate con professionisti adeguati, e spesso ci ritroviamo a sentire queste famiglie che non sanno come fare. Io cito sempre questo esempio, Presidente, che gliela farò conoscere, di questa donna che ha tentato per ben 2 volte il suicidio, che era qui seduta dove è seduta lei, e che ha detto: nella carta ho 9 persone che mi seguono, 9, nella realtà non ho nessuno, sono completamente abbandonata. Ho cercato anche di telefonare, di farmi sentire, tutti passano il cerino. Allora toglieteci tutto, dite, arrangiatevi che forse faremo qualcosa di più di quello che ricevo io con 9 persone che non ho. Ecco, lei a questa donna cosa direbbe, Presidente? Allora, guardi, sa, tutti i casi vanno ascoltati bene, perché io credo che uno dei problemi che abbiamo noi, ma in generale, non parlo dell'istituzione, è quello dell'ascolto. Spesso ascoltiamo ma non per ascoltare, ma solo perché c'è qualcuno che parla e ci viene spontaneo star lì a guardare la persona, no? E invece le persone vanno ascoltate bene, ma vanno soprattutto indirizzate bene. Io devo dire che per la mia esperienza di 25 anni di Solco, non uno ma 25, nozze d'argento, allora, esatto, vero? Nozze d'argento col Solco. Ho avuto la fortuna di incrociare la mia vita su una realtà come la nostra, però anche Solco esiste perché c'è il giusto match tra tutti i protagonisti, quindi l'inserimento lavorativo, per esempio, può essere una soluzione. Certo. Io, guardi, lo dico con molto affetto, ho una mamma di un ragazzo che lavora da noi, che è assunto, quindi ha il suo stipendio, la sua autonomia, che non è solo un'autonomia economica, è anche un'autonomia relazionale e sociale. Che dà dignità. Che dà dignità, che lei tutti i Natali mi chiama e mi fa gli auguri e ringrazia la cooperativa perché suo figlio diversamente magari sarebbe da un'altra parte, certo. Ok? Quindi ci sono tante cose che vanno comunicate alla collettività e io le dicevo anche prima, vorrei che i messaggi che arrivano soprattutto dal terzo settore siano messaggi positivi, dove è giusto che noi ribadiamo quelle che sono le nostre necessità, perché non è che noi chiediamo chissà che cosa. Nel nostro caso, ad esempio, noi cerchiamo soprattutto di trovare lavoro. Voglio dirle questa cosa perché secondo me è fondamentale e mi piace farlo qui oggi. Noi abbiamo iniziato l'anno scorso a fare un'analisi di impatto sociale, ok? Perché spesso quando si parla di sostenibilità è un tema molto conosciuto e attuale, però di sostenibilità sociale si parla poco.
Quindi abbiamo accettato la sfida l'anno scorso, abbiamo iniziato a fare una piccola analisi al nostro interno, noi siamo una 50ina di persone, e abbiamo dimostrato che dando lavoro a persone, ad esempio abbiamo preso un caso tipo Mario ha un'invalidità psichica dell'80%, non può lavorare in nessun altro posto perché ha dei ritmi, ha delle necessità. La cooperativa è strutturata come un'azienda, però ha anche del personale specializzato, che è quello che si diceva prima, no? Quindi ha 2 psicologhe che seguono i percorsi. Bene, noi abbiamo, col nostro modello di inserimento lavorativo, abbiamo dimostrato che la spesa pubblica, cioè se la persona fosse interamente a carico, quindi senza lavoro, avrebbe un costo di 12.000 euro all'anno. Noi abbiamo considerato che noi abbiamo fatto risparmiare solo noi come cooperativa più di 100.000 euro alla spesa pubblica. Quindi dico, bene, quei 100.000 che solo noi abbiamo risparmiato, in cosa lo stiamo investendo? No? Perché ridurre i ricoveri, fare un TSO è una cosa spaventosa. Certo. Io non l'avevo mai vissuta, e l'ho vissuta quando sono arrivata in cooperativa e sono andata a vedere, a trovare delle persone che erano in tirocinio da noi e che avevano fatto un TSO. La persona di cui le stavo parlando prima, io li chiamo ragazzi, ma non sono ragazzi, sono persone adulte, io sono andato a trovarlo in psichiatria. Dopo che lui è stato assunto e che ha fatto tutto il percorso accompagnato da noi, accompagnato dai servizi, lui non ha più fatto un ricovero. Per chi io, guardi, comprendo benissimo quando lei parla delle famiglie, ma del disagio della famiglia e il disagio della persona stessa, perché come diceva la persona che è venuta qui ha una dignità. Sì. Dire davanti a una telecamera io sono così e sono in queste condizioni è un regalo che le persone ci danno, sì, perché mettono a nostra disposizione la loro vita per migliorarla, però non per peggiorarla. Per altri, infatti lei ha detto, io parlo a nome anche di altri, certo, che non hanno il coraggio, non hanno ecco, questa energia che ho io, perché io non sono disperata, ha detto, sono arrabbiata, che è una cosa diversa. Presidente, un'altra cosa importante, ecco, questa creatività che noi dobbiamo cercare di far capire, che con le persone giuste riuscite a tirarla fuori, perché sono anche dei creativi, non lo sanno neppure loro, però qualcuno che è competente riesce a farlo. Quanto è importante, come lei ha detto, non hanno più i ricoveri poi, perché riusciamo a capire chi è la persona e dare dignità alla persona. Allora non sono matti, sono persone che hanno bisogno di essere accompagnate. Ecco, questa è la differenza, che non si riesce. Ecco, perché è matto. No, non è matto. Sta facendo dei percorsi diversi perché ha bisogno di un accompagnamento fatto da persone autorevoli e preparate. Le abbiamo queste persone, Presidente? Allora, le abbiamo. Se devo essere sincera e onesta, le abbiamo. Vanno anche supportate perché non è un periodo facile per nessuno. Non è un periodo facile. Sappiamo che purtroppo la spesa pubblica ha dei limiti, soprattutto nell'ambito sanitario. Io parlo, nel nostro caso sicuramente vediamo c'è carenza di personale adeguato, specializzato, però non bisogna arrendersi, non bisogna arrendersi di fronte alle difficoltà, perché, ripeto, noi siamo una piccola realtà, ma cooperative nel territorio trevigiano ce ne sono tantissime. E questo è un dato di fatto, e ben vengano le occasioni per parlare del terzo settore, perché è fondamentale, se no la gente non sa quello che si fa. E soprattutto a volte c'è successo anche col nostro festival. Finito il festival ci sono state delle persone che si sono avvicinate a noi e ci hanno confessato: io ho un familiare, ho mio fratello, ho mio figlio, ho un amico di mio figlio o di mia figlia, non sappiamo come fare. Spesso è questo che manca, sapere dove andare e a chi rivolgersi. Vede, Presidente, non sono le persone che sono arrivate a voi, siete voi che siete andate
dalle persone, grazie anche a questo festival. Sì. Perché quando io sento anche i sindaci, che ho quasi sempre in trasmissione, e i servizi sociali, sì, ma non sono le persone che devono andare dai servizi sociali, sei tu che devi conoscere questa situazione, perché hai nome e cognome, sai dove abita, perciò se non ce l'hai fai un censimento, così vedi le fragilità del territorio, chi sono, di cosa hanno bisogno, e ti circondi poi del mondo del volontariato che può aiutarti. Tanto è vero che il sindaco di Ponzano Veneto mi ha ringraziato perché ha fatto il censimento e ha detto: mai Mirella avrei immaginato di trovare certe situazioni. La ringrazio per questo. Ecco, forse quello che la politica deve fare è riuscire a avvicinare noi, togliendoci molta burocrazia, togliendoci la privacy, perché con questa privacy messa nel posto sbagliato ci impedisce di aiutare, perché il servizio sociale se non ha voglia dice non possiamo dare il nome e cognome perché c'è la privacy, perciò noi non arriviamo se non abbiamo il nome e cognome. Ecco, la politica deve snellire, deve aiutarci ad andare avanti, non a fermarci. Quello che sta facendo, basta parlare degli ATS, chi è che sa ancora cosa sono? Non lo sanno neanche poveri sindaci loro, si mettono le mani nei capelli quando glielo credo. Vede, stanno cercando di cambiare nomi, cambiare carrozzoni, farne altri che non servono. Serve chiarezza, chi fa cosa, e allora forse con questo riusciremo ad andare avanti. Prego Presidente. Chi fa cosa noi ce l'abbiamo chiaro. Noi sì. Ce l'abbiamo chiaro e se mi permette parlo proprio del festival, perché sensibilizzare sul tema della salute mentale dà modo a noi della cooperativa di presentarci, ma anche parlare di salute mentale e di non avere paura di chi è diverso da noi, perché la diversità ha diverse sfaccettature, ma la diversità è anche una risorsa e noi lo vediamo costantemente tutti i giorni. Il festival, come dicevo, nasce proprio da una festa, da un festeggiamento, e noi questo festeggiamento l'abbiamo mantenuto. Per noi, ad esempio, venerdì ci sarà l'anteprima di Robe da Matti, il titolo è emblematico, Robe da Matti. Questo titolo è stato scelto dai ragazzi. C'erano una decina di nomi, adesso è passato qualche anno, non mi ricordo gli altri, però con molta ironia i ragazzi ci hanno insegnato che si può ridere anche di cose pesanti. Serie. E serie, ok? Quindi Robe da Matti quest'anno inizia con l'anteprima, proprio venerdì sera. Un minuto perché stiamo finendo. E si procede con il 9 giugno, il 6 giugno La Nostra Africa, uno spettacolo con Patrizio Roversi, il 13 giugno La Malattia dell'ostrica, spettacolo di e con Claudio Morici, e poi Le Follie dell'imprenditore il 16 giugno. Il tema è la follia necessaria. Vi aspettiamo in cooperativa venerdì per l'anteprima. Dove si trova? Treviso, strada Cazenobio 35, nello specifico strada Feltrina 246, che c'è il nostro magazzino dove noi abbiamo deciso di fare la festa, mentre gli altri due appuntamenti sono a Treviso, a Santa Caterina, e grazie alla proficua e costante collaborazione con il Comune di Treviso. Ecco, detto questo, penso abbia detto tutto questa grande Presidente, questa cooperativa Il Solco, che sta cercando di tirare fuori la creatività, perché darà la dignità alle persone che frequentano la cooperativa e alle loro famiglie. Grazie veramente, grazie Presidente Cremonese, grazie a voi, tantissimi ospiti eccezionali anche questa mattina. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Salve a tutti voi! Oggi abbiamo il piacere di andare a tavola con dei gnocchetti di semolino alla romana. Per questo piatto useremo ingredienti poveri: del latte, della farina di semolino, burro, parmigiano e noce moscata. Iniziamo a preparare la ricetta andando a mettere in una pentola
il latte, a cui aggiungeremo del burro nelle dosi che vedete nella maschera, perché sinceramente io, se sbaglio a mettere il semolino, non riesco a concludere il piatto. Un pizzichino di noce moscata e un pizzichino di sale. Mettiamo il tutto sul fuoco e controlliamo che il latte non bolla completamente, che sia quasi prossimo a bollire ma che non bolla. Il latte è quasi prossimo all'ebollizione e quindi pian pianino versiamo a pioggia il semolino, stando bene attenti, come dicevo prima, a non versarne troppo. Sapete che il semolino tira in un secondo momento, quindi appena vedete che il semolino non scende proprio completamente nel latte, fermatevi, perché aggiungere fate sempre in tempo, togliere no. Aspettiamo alcuni minuti, come potete notare il composto si sta indurendo e se fra un paio di minuti, continuando a far bollire piano piano la nostra crema di semolino, vedete che il composto risulta di questa densità, vuol dire che va bene. Dopodiché vi armate di pazienza e per una quindicina di minuti girate con un mestolino di legno. Ecco, diciamo che dopo un quarto d'ora che uno sta qui, il semolino si è cotto. Allora il semolino cotto, ci togliamo dal fuoco, aggiungiamo una bella manciatina di parmigiano, lo incorporiamo per bene, dopodiché andremo a versare questo composto in una bacinella e lo lasceremo raffreddare. Diciamo che l'altezza sarà di circa 1 centimetro, l'altezza, lo spessore diciamo della placca. Questo perché poi andremo a ritagliare con uno stampino dei dischetti da questa massa che metteremo a raffreddare nel frigorifero. Eccoci, dopo il periodo di raffreddamento abbiamo questo impasto denso, duro, che andremo a girare su un tagliere di legno e con l'aiuto di un coppapasta oppure anche di un bicchiere o con il coltello ritagliandolo nelle forme che più preferite, andiamo a preparare i classici dischetti di gnocchi alla romana che andremo a appoggiare su un vassoio che sporcheremo con un pochino di burro oppure un filo di olio in modo da far sì che non si attacchi niente sotto. Li disporremo, gli daremo una bella spruzzatina in superficie con un po' di parmigiano, un altro po', un fiocchettino di burro sopra il tutto ed andiamo a infornarli a 200-220 gradi fino alla doratura della superficie, quindi circa 8-10 minuti. Eccoci, abbiamo cotto i nostri gnocchetti di semolino e possiamo preparare il piatto. Prendiamo la nostra spatola e disponiamo i gnocchetti di semolino nel nostro piatto. Possiamo concludere la presentazione di questo piatto con 2 dadini di pomodoro se gradite, 2 scagliette di parmigiano, quello che preferite. Il piatto in sé stesso è pronto così.